Grazie Presidente. Io farò un breve passaggio ancora su Alessandra Massei, di cui già il collega ha detto alcune cose importanti. Alessandra Massei è accusata in questo processo del reato più grave di riciclaggio. È il capo 12 del nostro decreto che dispone il giudizio ed è un riciclaggio riferito al fatto che Alessandra Massei ha ricevuto somme di denaro importanti per milioni di euro su conti correnti della società Avenida Construcciones in Argentina e che sono stati utilizzati per costruire una torre che è stata anche sequestrata e che è nel procedimento. Tutto il meccanismo attraverso il quale questo trasferimento di denaro è stato realizzato è stato ben spiegato dalla Guardia di Finanza, il maresciallo Spello, all'udienza del 26 marzo 2015. Io vorrei soffermarmi brevemente, ammesso che sia necessario dopo l'istruttoria dibattimentale, per evidenziare la consapevolezza che Alessandra Maria Massei ha avuto sempre dell'attività illecita di Pierangelo Daccò e naturalmente anche di Antonio Simone e di tutto il gruppo criminale. Alessandra Massei, come abbiamo già detto, è persona molto vicina a Pierangelo Daccò, legata a lui da un rapporto di affetto, un rapporto sentimentale, ma anche e soprattutto da un rapporto di affari. È pienamente consapevole appunto della provenienza illecita. La confidenza tra i due emerge in maniera molto chiara nella lettera che nel settembre del 2011 Pierangelo Daccò le invia dall'Argentina, da Buenos Aires, dove si era rifugiato in uno stato quasi di prelatitanza perché Pierangelo Daccò temeva molto di essere arrestato, e le scrive una lettera che è importante e che è stata trovata nel corso della perquisizione presso la sua abitazione, ed è importante, dicevo, quantomeno per due motivi. Primo, perché da questa lettera emerge un rapporto di grande confidenza tra i due. In secondo luogo, forse ancora di più, perché Daccò le dice esplicitamente che è molto preoccupato e timoroso per quello che potrà accadere. Scrive Daccò: le telefonate intercontinentali sono intercettate e non voglio che tu corra rischi, ne ho già abbastanza di quelli che abbiamo. Cioè fa riferimento ad una situazione di pericolo che li riguarda entrambi. Sollecita poi Daccò in questa lettera anche la Massei a vendere un immobile per poter poi completare i lavori che sono in corso in Argentina, e riferisce proprio del suo stato di preoccupazione ancora in un altro passaggio in cui dice che sta lì, che legge il Corriere della Sera tutti i giorni e che fino ad ora niente, meno male, quindi in riferimento al pericolo su quello che poteva appunto accadere. Il fatto, tra l'altro, che gli dica di trascorrere le giornate inutilmente o comunque senza avere particolari impegni è un'ulteriore prova del fatto che proprio sfuggiva, percependo una situazione di pericolo, si era sostanzialmente nascosto in Sud America. È Alessandra Massei la persona dalla quale Pierangelo Daccò andrà, appena rientrato in Italia, il 21 settembre del 2011, presso la sua abitazione. Anche qui torna di nascosto, avverte pochissime persone del suo rientro, tra le quali fa avvisare attraverso il suo autista Cernigliaro Roberto Formigoni, e abbiamo un'intercettazione ambientale che è stata acquisita al dibattimento, nella quale proprio c'è un dialogo molto interessante tra Daccò e Cernigliaro in riferimento al fatto che Daccò è preoccupato di poter essere arrestato e se è stato avvisato Roberto del fatto che sta rientrando. Come ho già detto, il rapporto è un rapporto anche di affari tra Pierangelo Daccò e la Massei, e scorrendo il curriculum di Alessandra Massei si può notare come questo proceda in parallelo con l'attività lavorativa di Pierangelo Daccò e in fondo del gruppo criminale. Cioè il curriculum della Massei è quasi la prova della sua partecipazione al gruppo e del suo ruolo sostanzialmente di jolly all'interno di questa associazione, nella quale la Massei, a seconda delle necessità del gruppo, viene trasferita da un lavoro ad un altro.
Comincia la sua attività sostanzialmente con Pierangelo Daccò nel lontano 93, non ripercorriamo più quel periodo perché l'abbiamo già detto diverse volte, ma diciamo che comincia con lui nella collaborazione presso l'ospedale di Nazareth con i Fatebenefratelli Fratelli come diciamo incaricata dell'Università Bocconi e alla quale viene conferito questo incarico di studio presso l'Ordine dei Frati. Successivamente andrà a Buenos Aires nel 1996-99, a Buenos Aires presso un ospedale dei Fatebenefratelli, nell'ambito di quel progetto che abbiamo già descritto di collaborazione che a un certo punto si instaurò tra i frati e i Memores Domini. Sempre nel Sud America partecipa a un altro progetto, il Propime, di cui ci hanno parlato ampiamente soprattutto i testimoni delle difese, comunque un progetto ancora con Daccò e con tale Rigolli, che poi verrà fuori nella vicenda Tualatin. Negli anni in cui Simone e Daccò lavorano per l'Ordine dei Fatebenefratelli, Alessandra Maria Massei viene assunta presso l'Ordine. In particolare dal 1999 al 2001 è direttore dell'ospedale San Giuseppe e successivamente dal 2001 fino al 2005 svolgerà la funzione di direttore amministrativo presso l'Ordine per la provincia Lombardo-Veneta. Ed è il periodo in cui abbiamo detto che Daccò e anche Simone, al quale la lega un rapporto di antichissima amicizia, lavoreranno per i Fatebenefratelli. Sono quelli gli anni in cui Formigoni riferisce di aver incontrato Daccò insieme a padre Schiavon nel meeting di Rimini 2001, 2002 per la vicenda dell'ospedale in Cile, quando c'è stato l'interessamento del presidente Lagos, e ancora nel 2005 con il padre generale dei Fatebenefratelli. Sia lei che Daccò vengono allontanati dall'ordine quando prevale, la linea anti-CL. Escono tutte e due, come ci ha raccontato anche Simone. Non dimentichiamo che presso i frati lavorava Renato Botti, che era anche amico di Pierangelo Daccò. Ancora il curriculum della Massei. Nel 2006-2007 la Massei viene trasferita, mandata a lavorare su richiesta di Daccò presso la società Belforte SRL. La Belforte SRL aveva in pancia l'immobile di via Camaldoli, era stata da poco venduta da Antonio Simone e Pierangelo Daccò alla Fondazione Salvatore Maugeri con l'intenzione di realizzare presso quella struttura poi un centro della Fondazione Salvatore Maugeri, e la Massei viene mandata lì a lavorare presso questa società proprio con l'incarico di trovare una soluzione, benché ci fosse il blocco dei posti letto, di trovare una soluzione per mettere a reddito quell'attività. Non mi soffermo più di tanto perché ne abbiamo già parlato nella scorsa udienza della vicenda di via Camaldoli. Interessante un passaggio del suo esame in cui dice di avere fatto tutto quanto necessario per ottenere l'accreditamento, quindi contratti di lavoro e quant'altro, e che poi tutto era stato sospeso. A una domanda del Presidente: ma perché avete fatto tutta questa attività visto che ci ha detto che c'era il blocco dei posti letto e quindi non avreste potuto ottenere nulla, Alessandra Massei non sa rispondere. Sappiamo che poi la Massei andò nel Veneto, poi si trasferì nel 2011 in Regione Lombardia, le circostanze sono state ricordate anche dal collega precedentemente, e appena arrivata in Regione, come anche le intercettazioni telefoniche che sono state prodotte attestano, Alessandra Massei viene destinata ad occuparsi dell'attività relativa proprio alla messa a reddito, passatemi questa espressione, cioè trovare una soluzione perché la struttura di Dardanoni possa funzionare a spese della Regione Lombardia. Nel periodo in cui la Massei lavorava per i frati, questo lo dico non perché mi piace l'archeologia, ma per dare ancora una volta la prova di una consapevolezza piena che la Massei ha dell'attività illecita, nel periodo in cui lavorava presso i frati,
ed era direttore amministrativo, ricordiamo che Pierangelo Daccò svolgeva un'attività di consulenza per i frati attraverso la società MTB e che questa attività di consulenza veniva lautamente pagata. Questo pubblico ministero non ha ritenuto di dover approfondire i pagamenti fatti dal Fatebenefratelli Fratelli a favore di Pierangelo Daccò, che pure ammontavano a cifre molto consistenti e di cui non è pure chiara la causa. Non l'ha fatto perché erano pagamenti molto risalenti. Questo non toglie che comunque siano dei pagamenti sui quali qualche sospetto può venire, trattandosi addirittura nel periodo in cui lavora la Massei di somme che arrivano a 4 milioni e mezzo. Come il Tribunale potrà notare, guardando i conti della MTB ci sono delle importanti somme che in quegli anni arrivano dal Fatebenefratelli Fratelli. Perché Maria Alessandra Massei conosce questi flussi? Perché è direttore amministrativo dell'ospedale ed è lei che si occupa dei pagamenti. Tra l'altro fu incaricata, ce l'ha detto lei, di ristrutturare il debito e quindi proprio anche in ragione di questo specifico incarico doveva conoscere quelli che erano i costi dell'ospedale. Richiesta di spiegazioni su questo punto nel corso del suo esame dibattimentale, la Massei non sa dare nessuna risposta. Dà delle risposte vaghe, dice solamente a un certo punto che è vero che Daccò era portavoce dei frati, non sa però spiegare queste somme, dice che non era lei che si occupava di quei pagamenti. Ma c'è di più. Nella borsa della Massei, no, non nella borsa, in casa della Massei, casa che viene perquisita subito dopo l'arresto di Pierangelo Daccò, a riprova di quanto fosse evidente già dalle prime battute nel novembre del 2011 il fortissimo legame tra i due. Nel corso della perquisizione viene trovata una fattura, della quale vi è stato già detto, io non ve lo ripeto, una fattura comunque della MTB, della quale la Massei si trovava in possesso. La Massei dice che non sa perché questa fattura si trovasse presso di lei, o meglio, dice che le fu data da padre Schiavon, il quale le disse che la doveva tenere. E siccome lei tendenzialmente obbedì al padre e tenne questa fattura senza neanche avere esattamente capito per quale motivo le venisse data. La spiegazione che il maresciallo Spello dà invece di questo episodio appare molto più credibile. Questa fattura, che era una fattura della MTB all'ospedale dei Fatebenefratelli Fratelli, presentava un numero inferiore rispetto a una fattura che era stata precedentemente registrata dai frati. Quindi la ragione non poteva che essere di darla alla Massei perché la annullasse, perché ne emettesse la MTB una nuova che fosse registrabile, perché conseguenziale rispetto alle fatture precedenti. Quando si emettono fatture false, questo può facilmente accadere, che si sbaglino i numeri. E questa è la ragione per cui la fattura viene consegnata alla Massei e la Massei la conserva probabilmente per darla poi dopo a Daccò. Ancora velocemente, la Massei ha ricevuto molti benefici da Pierangelo Daccò, non soltanto l'investimento in Argentina, su cui non ritorno anche perché siete in possesso di tutti gli atti della rogatoria che ha determinato il sequestro della Torre Massei in Argentina, quindi è una ricostruzione che è già nella disponibilità del Tribunale, oltre a quella che ha già fatto appunto il maresciallo Spello. Ma come dicevo, anche in altre occasioni Daccò interviene in modo molto generoso nei confronti della Massei, che infatti dice che Daccò era un uomo ricco. Acquista nello stesso periodo in cui Massei si avventurano in quella impresa argentina, acquista Daccò su richiesta della Massei la villa di Bonassola, che è un altro bene che noi abbiamo in sequestro, una villa costata 1,5 milioni, che viene sostanzialmente data nella disponibilità di Alessandra Massei e della sua famiglia per una cifra ridicola, irrisoria. Un affitto della durata di 43 anni a un canone ridicolo. La villa sarà poi sequestrata, come sappiamo, era di proprietà. Grenci ci ha raccontato tutto il meccanismo attraverso il quale questa villa fu acquistata, attraverso un veicolo estero, la società Tualatin.
società Tualatin che, ricordiamo, nel giugno del 2011 Pierangelo Daccò cederà a Rigolli, a quel Rigolli della Propime con la quale avevano lavorato lui e Alessandra Massei. Comunque diciamo che è un ulteriore beneficio che viene sostanzialmente dato a Maria Alessandra Massei. La villa adesso è stata liberata e è soggetta a una procedura esecutiva e comunque diciamo, è stata goduta dalla famiglia Massei, cioè la famiglia Massei ne ha goduto fino all'ultimo momento, sono stati anche sfrattati con la forza pubblica. Altre regalie di Daccò ad Alessandra Massei, che testimoniano ancora la piena consapevolezza che l'aveva della grande disponibilità economica di Pierangelo Daccò e del modo in cui Pierangelo Daccò si procurava quella disponibilità economica, l'acquisto degli appartamenti in via Broletto, per i quali interviene Pierangelo Daccò addirittura come procuratore della Massei al momento della firma del contratto, e addirittura Pierangelo Daccò paga anche 140 milioni per l'acquisto di quegli appartamenti, 140 milioni di lire naturalmente, siamo nel 99. La Massei dice che poi aveva restituito questa somma in contanti o forse suo padre, comunque non abbiamo nessuna ricevuta né nessuna prova di questa restituzione. Alessandra Massei è anche pienamente consapevole del comparto estero. Lei conosce bene Grenci, lo colloca come conoscenza negli anni 2005-2006 in via Bandello, dove Daccò aveva un ufficio presso il quale Grenci veniva spesso a trovarlo, quando evidentemente si sentivano un po' più sicuri e quindi era Grenci che veniva in Italia e non loro ad andare con più frequenza a Lugano. Grenci invece se la ricorda molto prima. Se la ricorda già nel 1998-99, anzi 97-98, quando era dirigente dei Fate Bene Fratelli e gli fu presentata da Pierangelo Daccò. All'epoca era dirigente dei Fate Bene Fratelli, successivamente Grenci la incontra ancora in Svizzera nel 2006, quando insieme a Passerino andarono a visitare la clinica di Sementina, insieme con Mozzali, ce ne parla Mozzali. E ancora poi dice Grenci di averla ritrovata negli uffici di via Bandello, appunto presso l'ufficio di Daccò, che nel frattempo Maria Alessandra Massei era diventata dirigente della Regione Lombardia. In quel movimento che ho già appunto spiegato, attraverso il quale la Massei si spostava come una pedina a seconda delle necessità di Pierangelo Daccò e del gruppo al quale partecipava, del gruppo criminale che abbiamo descritto. Non solo, dopo che arrestano Pierangelo Daccò, la Massei si reca in Svizzera e va a parlare con Grenci. Va a parlare con Grenci 2 volte. Grenci ci ha detto che non l'ha voluta incontrare, percepiva il pericolo di questo incontro. E la Massei invece fu molto insistente perché voleva assolutamente essere certa, la prima volta, che sarebbero arrivati i soldi in Argentina e quindi si reca da Grenci per chiedere che venga versato il €1.000.000 che le è stato promesso. Ci ha detto anche che nello stesso periodo Moral, che gestiva la società di Avenida Construcciones, aveva scritto alla Juvans Cile per farsi mandare i soldi direttamente dal Cile, perché bloccata una strada, quella della Svizzera, allora bisognava trovarne un'altra, purché i soldi arrivassero in Argentina. Voglio solo ricordare che Pierangelo Daccò era stato arrestato per bancarotta. Era accusato di avere portato via soldi dal San Raffaele. Maria Alessandra Massei non si pone minimamente il problema della provenienza illecita di quel denaro. Si arriva al punto in cui va in Svizzera a pretendere, a chiedere questo pagamento ed è il fiduciario svizzero che non la riceve. Il fiduciario svizzero che chiude la porta. Non paga di questo, ritorna in Svizzera, siamo nel dicembre del 2011, queste dichiarazioni le troverete nell'audizione di Grenci,
torna perché è preoccupata anche per l'altro bene che si deve garantire, quello di Bonassola, e quindi va a discutere del contratto che lei aveva in quel periodo con la società Tualatin, perché voleva realizzare un agriturismo e aveva bisogno di regolare la sua posizione con la società proprietaria dell'immobile affittuaria. Non entro nei dettagli di questa operazione perché la trovate nelle carte del fascicolo e quindi diventerebbe noioso. In Regione Maria Alessandra Massei ci arriva nel 2011 nel modo che ha descritto il mio collega e anche nelle circostanze che ha descritto, quindi imposta da Roberto Formigoni, con il quale aveva un rapporto di grande confidenza in ragione dell'appartenenza anche al gruppo religioso. Quando arriva, ma ben prima di questo momento, la Massei aveva frequentato la regione Lombardia, della quale tra l'altro ha dato prova nel corso dell'esame di conoscere la gran parte dei dirigenti, sicuramente Lucchina e Sanese. E aveva frequentato la regione perché aveva più volte tra il 2004 e il 2007 accompagnato Pierangelo Daccò da Lucchina per degli incontri che Lucchina ci ha detto erano per i Fate Bene Fratelli. In realtà la Massei dice che lei accompagnava Pierangelo Daccò quando c'era bisogno di parlare di qualcosa di più tecnico, perché Daccò non era tanto tecnico e quindi per fargli una cortesia lo accompagnava in regione a incontrare Lucchina. Evidente che queste dichiarazioni appaiono incredibili, così come appare incredibile quello che la Massei ci dice nel corso del suo esame, cioè che lei non sapeva che Daccò lavorasse per la Fondazione Salvatore Maugeri. In un primo momento, mi pare che sia a pagina 160 dell'esame, nega di saperlo, nello stesso periodo in cui lei lavorava per la società Belforte SRL. Poi, incalzata dalle domande di fronte all'impossibilità di negare l'evidenza, ammette che sì, effettivamente lo sapeva e che effettivamente non se ne meravigliò, contrariamente a Sanese, perché ci dice Passerino aveva moltissime cose da fare in quel periodo e quindi certo non poteva occuparsi dei rapporti con la Regione. Non sa invece la Massei, e anche questo è sorprendente, che Simone lavorasse con Daccò nell'attività di rappresentanza della Maugeri. È sorprendente visti i rapporti intensissimi che c'erano tra tutti e soprattutto appare strano visto che la circostanza non solo era nota a Sanese che ce ne ha parlato e va bene, ma addirittura al ristoratore Sadler. Ce l'ha detto Sadler che erano soci Simone e Daccò nella rappresentanza della Fondazione Maugeri. Appare veramente strano che questo dettaglio sia sfuggito alla dottoressa Massei, che tra l'altro dà prova di avere un ricordo molto preciso su alcune cose. Ci ha raccontato nel corso dell'esame di una sperimentazione infermieristica con una dovizia di particolari veramente sorprendente e ammirevole, ma dimentica poi degli elementi evidentemente così che ritiene secondari, quale appunto quello che vi ho appena riferito e del lavoro che svolgeva Pierangelo Daccò. Un'altra cosa voglio dirvi ancora in riferimento alla consapevolezza e alla conoscenza del comparto estero da parte della Massei. La Massei conosceva anche molto bene nell'ambito della Nord Consulting Andrea Galafassi, perché Andrea Galafassi, che abbiamo più volte citato e che poco fa il collega vi ha detto che si occupava della gestione delle barche, aveva lavorato per Pierangelo Daccò, è un intreccio intricatissimo, neanche una telenovela. Aveva lavorato per Pierangelo Daccò presso la Juvans e poi si era trasferito a lavorare alla Nord Consulting ed essendo persona aderente al movimento DCL era persona in grande familiarità sia con la Massei sia con Simone. Questo chi ce lo dice? Ce lo dice Grenci. Nell'intrigo, giusto per completare il quadro delle relazioni e dei rapporti incredibili, dico solo che nelle carte che ha prodotto Antonio Simone ho potuto rilevare che lavorava per loro, per la società Juvans, anche del Missier, che poi è diventato un importante dirigente della DG Sanità
nel periodo in cui direttore generale della sanità era Renato Botti, e voi vedrete in alcune delibere, quelle di quegli anni a firma di Botti, che c'è anche la firma di Del Missier, che era un ex dipendente di Pierangelo Daccò e di Antonio Simone nella società Juvans. Per tutti questi motivi riteniamo che Alessandra Massei sia pienamente consapevole della provenienza delittuosa. È un altro particolare. Un altro elemento importante in riferimento alla consapevolezza della provenienza. I soldi che vanno in Argentina arrivano da una società, la Anvister, che era una scatola vuota. A un certo punto la banca che riceveva questi soldi si lamenta alla banca argentina e dice alla Massei che questa cosa non va bene, perché per le norme antiriciclaggio non possono ricevere soldi da un soggetto che non svolge nessun tipo di attività, o perlomeno non un'attività nota. La Massei, tranquillamente, senza minimamente preoccuparsi di verificare, ma perché avrebbe dovuto, visto che lo sapeva, senza verificare quale sia la provenienza di questo denaro, sistema la cosa in modo tale che si possa girare l'ostacolo, e quindi questi soldi verranno poi fatti transitare su un altro conto in modo che la loro provenienza venga ad essere, resa più trasparente, così. Quindi, se mai avesse avuto dei dubbi, questa circostanza l'ha sicuramente messa in guardia sulla provenienza sospetta e illecita di queste somme di denaro. Per questi motivi riteniamo che Alessandra Maria Massei, oltre per tutto quello che è stato detto già nella requisitoria e emerso dal dibattimento, sia responsabile dei reati che le sono stati contestati, quindi in riferimento al riciclaggio, in riferimento alla partecipazione con questo ruolo che ho spiegato di jolly e di persona che aveva forti relazioni nel gruppo criminale con tutti gli associati, in ragione della sua appartenenza anche religiosa, oltre che al campo degli operatori sanitari, chiamiamo così, usiamo questa espressione, e anche l'attività che la stessa svolge in riferimento alla contestazione di corruzione per Dardanoni, che è stata illustrata nella scorsa udienza dal mio collega. Io vorrei esaminare adesso, in questa ormai fase finale della requisitoria, vorrei tornare, perché è importante farlo, sulle utilità del Presidente Formigoni. Parlerò nell'ambito di queste utilità anche della figura di Alberto Perego. Anticipo sin d'ora che per Alberto Perego si chiederà l'assoluzione dal reato di associazione, e ne parlerò nel corso, mentre rimane quella che riguarda la corruzione. Per le due vicende, c'è qualcosa che non va. Per le due vicende della Fondazione Salvatore. Mi fermo un attimo. Ma sono dei lavori in corso? O è la polizia penitenziaria? Posso? Allora, dicevo appunto, Presidente, un'oretta e mezza? Ci sono problemi? Sono le 5. Allora, dicevo che tratterò nell'ambito delle utilità del Presidente Formigoni anche la figura di Alberto Perego, che è un storico convivente di Roberto Formigoni, a lui molto legato, aderisce al gruppo dei Memores, è vissuto con il Presidente Formigoni per oltre 30 anni, o perlomeno non meno di 30 anni. E che, come vedremo poi nel corso della esposizione delle utilità di Formigoni, sostanzialmente ha condiviso con Roberto Formigoni le utilità
che vengono contestate in questo processo, ha condiviso e ne è stato anche prestanome in qualche modo del Presidente rispetto a beni che venivano a lui attribuiti. Alberto Perego, che ha con Pierangelo Daccò un rapporto diretto, un rapporto che nasce contemporaneamente al rapporto di Roberto Formigoni. Infatti ci dice appunto Daccò che si conobbero tutti quanti nel 1992 in Sardegna e che da quel momento la frequentazione è stata molto assidua. In particolare, come vedremo, la sua posizione è emersa anche nel corso dell'istruttoria. I finanzieri, la Guardia di Finanza, nella ricostruzione che ha fatto dei contatti telefonici tra Pierangelo Daccò e molti esponenti appunto della Regione e soprattutto con le persone imputate nel procedimento, ha rilevato che ci sono tra settembre 2009 e settembre 2011 854 contatti tra Pierangelo Daccò e Alberto Perego. Quindi un rapporto strettissimo, fittissimo, continuo. Rapporto che viene confermato dal fatto che Perego partecipa a tutte le vacanze, come vedremo, che partecipa alle vacanze sia nei viaggi all'estero sia presso la villa ed è presente anche durante le cene presso il ristorante Sadler, come ci dice appunto il ristoratore Sadler di cui abbiamo acquisito le dichiarazioni. Sadler definisce Alberto Perego come una sorta di cuscinetto, di filtro tra Pierangelo Daccò e Roberto Formigoni, perché Daccò aveva nei confronti sostanzialmente di Formigoni un rapporto, dice Sadler, quasi di sudditanza, mentre riusciva ad accedere più facilmente a Alberto Perego. Vedremo poi nel corso dell'esame delle utilità quale ruolo appunto avrà Alberto Perego proprio nella fruizione di questi beni e nella intestazione dei beni stessi. Come abbiamo detto più volte e sarete stanchi di sentirci ripetere la stessa cosa, i flussi finanziari costituiscono una prova fortissima, così forte che noi abbiamo conferma della partecipazione di Roberto Formigoni all'accordo corruttivo, ancora una volta ricostruendo i flussi. Questa volta i flussi riguardavano la ricostruzione del modo in cui le somme di denaro affluite sui conti di Antonio Simone e di Pierangelo Daccò erano state poi utilizzate. Quindi una volta entrate, diciamo, nel circuito Daccò-Simone, che cosa ne era stato fatto di questi soldi provenienti dalla Fondazione Maugeri. Un lavoro certosino di ricostruzione dei flussi finanziari fatto sia dal consulente tecnico Silvotti, che adesso poi vi dirò perché è rilevante, ma sia soprattutto dalla Guardia di Finanza, e io devo dire che rimando per la ricostruzione analitica a quello che ci ha detto egregiamente il maresciallo D'Agostino nel corso della sua deposizione del 26 febbraio 2015, perché io potrei solo peggiorare la narrazione di quei fatti. Questa ricostruzione ci ha consentito di scoprire che una buona parte dei soldi affluiti su questi conti venivano utilizzati nell'interesse del Presidente Roberto Formigoni per garantire al Presidente Formigoni importanti utilità, quelle che sono state qualificate come tali da questo ufficio. Perché ho detto una parte rilevante? Perché il primo dato che potrebbe sorprendere è la proporzione. Si potrebbe dire, ma come? Entrano nel circuito 60 milioni dalla Maugeri e voi ricostruite un'utilità di soli 8 milioni, diciamo soli. Benissimo, questa sproporzione in realtà, che aveva colpito anche noi investigatori, nel momento in cui è stata fatta l'analisi poi dei flussi, è apparsa assolutamente inconsistente, perché Silvotti, che
che abbiamo sentito brevemente, di cui abbiamo acquisito la relazione integrativa, io vi consiglio di leggere quella, perché è anche un momento di sintesi, quella relazione tra la ricostruzione dei flussi fatta dalla Guardia di Finanza e quella fatta da lui, ci dice che i soldi spesi sostanzialmente per le barche rappresentano il 33,6% di tutti i costi sostenuti da questo circuito, che sinceramente è una percentuale non irrilevante. Se pensiamo che comunque la struttura aveva un costo elevatissimo, addirittura quasi il 10% è stata assorbita da spese amministrative, quasi il 3% dalle spese bancarie. Quindi Silvotti ricostruisce un flusso importante, come appunto vi dicevo, per cui la fetta maggiore è andata sicuramente a finanziare barche, vacanze, acquisti di vino e ristoranti. Questi sono i costi più importanti che sono stati registrati nella struttura estera appunto di Simone e Daccò. Ho detto un importo di 8 milioni. L'importo è stato calcolato al minimo per due motivi. Primo, perché i finanzieri sono scrupolosissimi, piuttosto che mettere €1 in più l'hanno tolto, hanno calcolato le spese nel modo, diciamo, più rigoroso possibile. In secondo luogo, perché ci sono stati dei limiti oggettivi dovuti al fatto che, avendo noi scoperto la corruzione nel 2012, non siamo potuti andare più indietro di una certa data nella ricostruzione, e anche il magnifico Grenci, che pure ci ha fornito una contabilità estremamente dettagliata, sulle parti relative al 2003 indietro, 2004 indietro, aveva qualche falla. Qualche pezzo di contabilità non è stato possibile ricostruirlo nella maniera in cui avremmo desiderato. Le prove acquisite, tutte le prove acquisite, tutta la cronaca di questo processo, insieme alla valutazione dell'importo di queste somme, non possono lasciare dubbi sul fatto che non si tratti di regalie. Non possono essere qualificate né per il loro valore né per la cronaca, ripeto, che è emersa nel corso di questo dibattimento, come delle mere regalie tra amici. Invece, proprio in ragione e della cronaca, delle circostanze con cui queste provviste si sono create all'estero e del loro valore, della loro importanza, non possono che essere considerate in un rapporto sinallagmatico tra quelle che erano i pagamenti che faceva la Fondazione Salvatore Maugeri e le delibere che venivano emanate, approvate, che quelle provviste garantivano alla Maugeri, perché, ritorno a dire, è una partita di giro, è un circuito. Partita di giro si fa per dire, perché i soggetti poi che entrano in possesso di queste somme sono diversi, ma sono soldi che escono con le delibere e che affluiscono ai conti di Daccò e Simone e che vengono utilizzati anche per il godimento del presidente Formigoni. Tra l'altro Daccò e Simone non è che fossero ricchi. I soldi che utilizzano per pagare queste utilità li prendono da quelli che ricevevano dalla Maugeri, che a sua volta li prendeva dalla Regione. Cioè non è che hanno utilizzato dei beni loro per garantire queste regalie. Le regalie arrivano tutte dal circuito Maugeri, tutte da quel meccanismo criminoso e sicuramente corruttivo. Un'altra cosa importante dire in riferimento ai costi che sono stati calcolati nel circuito Daccò-Simone, nel comparto estero. C'è una fetta importantissima di denaro contante. Esiste su questo sistema estero un conto che si chiama rubrica 21. Il conto rubrica 21 serve per i contanti con questo meccanismo. Quando c'è bisogno di contante, Grenci sposta i soldi su rubrica 21. I contanti vengono ritirati in Svizzera, questo è solo per il contante svizzero, per il contante italiano poi facevano in un altro modo, così che i soldi che vanno a finire su quel conto vengono tutti ritirati in contanti.
Attraverso la ricostruzione di quel conto, attraverso la ricostruzione dei soldi che sono stati di cui c'è una prova anche dichiarativa di somme che sono state consegnate in contanti a Dacco, nonché ancora dall'esame anche dei conti italiani della Unicredit, dai quali risultano prelevamenti in contanti, si è riusciti a ricostruire un giro di contanti di quasi 11 milioni di euro. È una cifra altissima. E come sappiamo bene, il contante non è che si possa ricostruire tutto, questo lo abbiamo tracciato. Siamo sicuri che Dacco ha avuto una disponibilità di 11 milioni di euro in contanti, grazie proprio a questo meccanismo della rubrica 21 che ci consente di dire con certezza che i soldi che andavano lì venivano ritirati in contanti. Veniamo ai temi delle utilità, di quelle che sono state ricostruite come tali. Abbiamo detto che è stata garantita a Roberto Formigoni e Alberto Perego, e qui quindi parlo di entrambi, l'utilizzo esclusivo di imbarcazioni. Sono state ricostruite, non vi dirò adesso né le date né gli importi, comunque a partire dal 2007 hanno avuto disponibilità di imbarcazioni. In verità dal 30 maggio del 2008 Dacco ha noleggiato o acquistato, non mi ricordo ma è riportato, comunque ha avuto nella sua disponibilità un'imbarcazione, l'Ojala, che poi è stata sostituita con la Cinghingaia e poi ancora con l'Ad Maiora, quindi sono imbarcazioni che si sono succedute nel tempo e che sono state messe a disposizione di Roberto Formigoni e di Alberto Perego in maniera continuativa, cioè erano delle barche nella loro disponibilità. Il fatto che fossero nella loro disponibilità c'è stato detto nel corso del dibattimento dai marinai che su queste barche hanno lavorato. Di alcuni marinai sono state anche acquisite le dichiarazioni. Sebbene sia stato detto più volte che questo non era vero, cioè che in realtà Formigoni e Perego non avevano avuto una disponibilità esclusiva delle barche, tuttavia le dichiarazioni dei marinai, diciamo più qualificati, tra virgolette, perché erano quelli che avevano prestato per più tempo servizio sulle barche destinate a Perego e a Formigoni, sono state acquisite. Nessuno ha voluto far domande, quindi le dichiarazioni sono state acquisite e come potrete voi apprezzare dalla lettura di quelle dichiarazioni, Passalacqua Silvio mi pare che sia uno di quelli che più a lungo è stato presso queste imbarcazioni, che riferiscono di un uso esclusivo delle barche. Non solo, ci riferiscono sostanzialmente che Formigoni e Perego hanno esercitato su quelle imbarcazioni i poteri propri di un armatore e di considerare sostanzialmente gli yacht destinati al loro uso. Non solo avevano delle cabine riservate sulle quali all'inizio della stagione portavano i vestiti, non solo avevano Perego aveva scelto anche gli arredi e le suppellettili della barca, ma erano presenti solo loro a bordo della barca. Questa circostanza non c'è stata riferita solamente dai marinai, ma per esempio anche Buscemi ci ha detto, e Buscemi è una persona sicuramente qualificata, Buscemi è il compagno della figlia di Pierangelo Dacco, era anche stato assessore alla cultura alla Regione Lombardia. E Buscemi ci dice che effettivamente su quella barca ci stavano solamente loro due e nessun altro. Le poche domande a precisazione che sono state fatte ai marinai non hanno spostato di una virgola quella che era stata la loro deposizione in merito all'utilizzo delle barche. Sappiamo che Perego firmò dei contratti falsi di noleggio nel 2007
per l'utilizzo delle barche per 4 mesi, dico falsi perché non furono mai pagati e li stipulò tra l'altro con la società MTB, guarda un po' come mai Dacco stipulava con la società MTB e quindi anche Perego ne venne a conoscenza, comunque stipulò questi contratti che non furono pagati e che servivano soltanto per dare una giustificazione, diciamo, formale alla presenza di di Perego e Formigoni a bordo delle imbarcazioni. L'analisi dei conti ha confermato che non furono pagate, cioè documentale, non è testimoniale. L'unico pagamento che Perego ha fatto per l'utilizzo di beni è un pagamento di 20.000 euro per il mese di agosto del 2010 per l'utilizzo della villa. 20.000 euro. In questo processo abbiamo appreso che la villa poi invece veniva affittata per 225.000 euro nel corso di 2 mesi a De Longhi. Ma torniamo al discorso che stavamo facendo. Quindi i marinai sostanzialmente confermano l'utilizzo di queste barche presso le quali andavano in visita amici di Roberto Formigoni e di Alberto Perego, si recavano spesso i memores che andavano a trovarli, in particolare abbiamo sentito Maffenini in questo processo che ha detto che qualche volta è andato ma ospite di Formigoni, anche la Clara De Ponti, molto amica di Perego che abbiamo sentito in aula, ha confermato che lei sulla barca ci andava perché la invitava Perego, non la invitava Dacco, con cui non aveva nessun rapporto. Era Perego che la invitava, Perego stava sulla barca con la sua famiglia e lei si andava a trovarlo, spesso portandosi anche lei un suo parente. L'utilizzo delle barche è confermato anche da Emanuela Talenti. Emanuela Talenti non è stata sentita nel corso di questo processo, è un'altra testimone di cui sono state acquisite le dichiarazioni. Emanuela Talenti è stata legata a un rapporto sentimentale con il presidente Roberto Formigoni dal 1997 fino al 2005. Ha detto di avere continuato anche a frequentarlo dopo, di avere trascorso vacanze con lui fino al 2009. Quindi attenzione anche al tempo. 1997 comincia a frequentarlo la Talenti e a fare vacanze con lui e riferisce di avere trascorso vacanze in ville, in barche, in uso esclusivo del presidente, sia in Sardegna che in Costa Azzurra, in barche sulle quali erano da soli e al limite c'era del personale di equipaggio. Formigoni le disse che quelle barche gliele mettevano a disposizione degli amici, comunque non erano sue e che le poteva, utilizzare, gli consentivano di utilizzarle. L'uso esclusivo delle barche si è sostanziato non solo nella scelta degli arredi, come ho detto, e delle cabine, ma anche nella disponibilità costante delle barche. I marinai riferiscono anche di decisioni estemporanee del presidente Formigoni, che decideva di voler andare a fare un weekend in barca e quindi dava avviso ai marinai, alle volte, se non ricordo male, però sto andando a memoria, telefonavano anche direttamente, Perego chiamava direttamente e prenotava la barca a seconda delle esigenze. Tra l'altro la disponibilità della barca è stata anche utilizzata dalla primavera e fino all'autunno, ma come è normale che sia, perché chi ha una barca non è che ci sta sopra tutti i giorni, oppure che la utilizza anche d'inverno, magari la utilizzavano anche in inverno, però era nella disponibilità totale dei due. Le barche sono state calcolate, il valore delle barche, in 4.634.000 rotti. Come ho detto, il calcolo è stato fatto al minimo, non lo ricostruiamo qui perché sarebbe un rompicapo, è scritto e D'Agostino ce l'ho anche riferito con delle slide, perché le barche costano tanto. E non soltanto costano tanto, ma Dacco garantiva un servizio completo.
Infatti Cipelli ci dice che non solo c'era la barca, ma poi avevano anche la macchina, poi avevano una serie di benefit a bordo della barca, come vedremo che li avevano anche nella villa, quindi i marinai pagati, il vitto, l'alloggio, casse di champagne che venivano caricate ogni anno sulla barca. Moltedo ci riferisce che Perego consegnava buste di denaro contante a lui per le esigenze della barca. Buste che Perego diceva a Moltedo gli erano state consegnate da Daccò, dei importi variabili tra i 5 e i 10.000 euro. Quindi tutta la gestione della barca e tutta l'ospitalità a bordo della barca era pagata da Pierangelo Daccò e da Antonio Simone, perché sappiamo, e non lo dico più, della società Eurosat e della ambiguità. E poi si trattava appunto di denaro appunto comune. Di tutti questi costi, e noi che abbiamo avuto in sequestro una barca che stava ferma nei cantieri Ferretti, la barca sequestrata da Daccò, sappiamo quanto è costata ed era ferma, di tutti questi costi Formigoni e Perego non hanno sostenuto neanche un centesimo e gli stessi marinai ci dicono che non hanno mai in nessun momento, non si sono mai offerti di fare nessun tipo di spesa, nessuno. Altro punto che vorrei evidenziare: nel corso di questo dibattimento c'è stato detto continuamente che la barca veniva utilizzata da tantissime persone. Ci hanno detto no, ma la barca, quanta gente che ci andava su quella barca, mica solo Formigoni e Daccò, Formigoni e Perego, a parte i testimoni che già vi ho detto, Talenti, marinai e Buscemi, che invece dicono che la usavano solo loro. Soprattutto Simone e anche altri hanno riferito di un sacco di gente che usava la barca, il consiglio di amministrazione della San Giuseppe, il professor Donatelli, anche Formigoni ha fatto riferimento a tanta gente. Noi non abbiamo visto nessuno in quest'Aula. Non è venuto una persona a dirci di avere utilizzato questa barca. Nessuno. Quelli che sono venuti ci hanno detto, Maffenini e Adaponte, che andavano ospiti di Perego. Tutte queste persone, questa frotta di persone che avrebbe utilizzato le barche, ma dov'è? Ma dov'è? Le vacanze. Sono state ricostruite delle spese molto importanti per vacanze, anche qui rimando alle dichiarazioni. Oltre ad Agostino abbiamo delle dichiarazioni molto articolate fatte da Giuseppe Danzi, che era una persona che aveva lavorato a lungo per Pierangelo Daccò e proprio perché si occupava del settore turistico aveva organizzato questi viaggi nell'interesse di Daccò e a spese soprattutto di Daccò. Sono stati ricostruiti 5 viaggi ai Caraibi, fatti sempre nel periodo di Capodanno, viaggi ai quali hanno partecipato come ospiti naturalmente Formigoni e Perego, insieme ad una serie di altri loro amici. Mauro Villa, che è il segretario di Formigoni, detto Willy, il maestro Viglia, che è un caro amico di Roberto Formigoni, Don Guido e alle volte anche, abbiamo la prova anche di biglietti aerei pagati nominativamente a queste persone, il fratello di Roberto Formigoni e la moglie. Queste vacanze sono state interamente pagate da Pierangelo Daccò. E sono state vacanze molto costose, perché venivano scelti dei resort di gran lusso, venivano utilizzati poi in loco una serie di, venivano spese anche somme consistenti per ristoranti, escursioni
Sono state ricostruite anche qui dettagliatamente tutti i costi sostenuti da Pierangelo Daccò. Come sono stati ricostruiti? Attraverso i suoi conti esteri, attraverso le carte di credito che Pierangelo Daccò utilizzava per sostenere queste spese. Il costo è di 638.000 euro, più 38.000 franchi, 85.000 dollari. Più altre spese per aerei che sono stati, a seconda delle necessità, pagati da Pierangelo Daccò e da Antonio Simone, da questi conti comuni che gestivano, di 18.000 euro. Le vacanze erano organizzate nell'interesse e per il divertimento di Roberto Formigoni. Venivano invitati i suoi amici, venivano scelte in comune le destinazioni. Gli amici che sono presenti in queste vacanze sono gli stessi che troveremo poi ospiti delle barche, per quello che ci hanno raccontato. È tutto l'entourage del Presidente che veniva portato in vacanza durante il periodo a cavallo appunto del Capodanno. In merito ai costi di queste vacanze, Pierangelo Daccò dice che effettivamente lui ha sostenuto tutti questi costi, ma che forse qualcosa gli è stata anche restituita da Alberto Perego. Poi parleremo dei conti di Perego e di Formigoni. Io non so in che modo, in che forma possa mai avere restituito Alberto Perego delle somme a Daccò, visto che non c'è traccia di movimenti sui conti correnti. Il presidente Formigoni ci ha detto che invece niente fu pagato da loro di queste vacanze, fecero un tentativo, quindi è quasi più sincero nel dire che neanche i voli aerei furono pagati, ma che fu tutto effettivamente a carico di Pierangelo Daccò. Non ricostruisco evidentemente i pagamenti che furono fatti, metto solo in evidenza, ma l'abbiamo già detto, che in una circostanza per un volo a San Martin fu utilizzato l'aereo del San Raffaele e abbiamo già parlato delle difficoltà che la povera Stefania Galli ebbe a farsi pagare questa benedetta fattura che nessuno voleva pagare e che alla fine, proprio perché Daccò in quel periodo si nascondeva in Sud America, fu Antonio Simone ad andare a pagare con i conti, addirittura se non sbaglio con un finanziamento alla società per poter fare fronte ai debiti che avevano contratto con l'Alba Servizi per l'utilizzo di quell'aereo. Aereo che risulta fu utilizzato del San Raffaele anche per un altro viaggio in Costa Azzurra per il prezzo di 51.000 euro. E il fatto che il Presidente partecipò a questo viaggio ce lo racconta il pilota, di cui sono state acquisite le dichiarazioni nel corso del dibattimento, il pilota Ridolfi Gianluca, che ricorda appunto questo viaggio da Milano a Nizza, sul quale era presente anche il Presidente Formigoni. Veniamo al tema della villa. La villa era stata costruita dalla società Limes nel 2007-2008, tra l'altro a cura di un architetto molto rinomato nella Costa Smeralda, l'architetto La Suisse. La casa, prima di essere venduta a Perego e Formigoni, e uso il plurale e vedremo poi perché, nel 2011, era stata già utilizzata dai due negli anni precedenti. Questo ce lo raccontano i marinai, i quali dicono che più volte erano stati chiamati richiesti di servire la cena, di cucinare, di prestare un servizio presso la villa la sera dopo che finivano il servizio in barca, perché evidentemente dopo la barca andavano a riposare nella villa. L'utilizzo di questa villa, che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso di questo dibattimento, aveva un valore consistente, no? 225.000 euro solo per 2 mesi, non è stato valorizzato tra le utilità. Noi non lo abbiamo conteggiato, non lo abbiamo messo nel conto degli 8 milioni a Formigoni, eppure la villa è stata usata per alcuni anni.
I marinai ricordano un paio di anni prima, però la Vites ricorda che dal 2005 utilizzavano ville a spese di Dacco nella Costa Smeralda, Formigoni e i suoi amici quando si recavano in vacanza, compresa anche la Massei. Abbiamo già detto che per questa villa furono pagati solo 20.000 euro per un solo mese nel 2010 e nella villa venivano ospitati ancora una volta tutti gli amici del Presidente, quindi lo stesso entourage che andava in barca, che andava in villa e che andava ai Caraibi. Lo stesso gruppo di amici, però la casa poi era in uso loro e Perego in particolare ci dicono che passava lunghissimi periodi in Sardegna anche con la sua famiglia. Prima di essere venduta la casa fu ristrutturata perché aveva dei problemi strutturali, appunto, mi ripeto, e il costo della ristrutturazione fu piuttosto elevato, 500.000 euro ci riferiscono appunto i testimoni, in particolare sono Danzi e Cipelli, i due testimoni che più di altri ci sanno dare indicazioni in merito alla villa e a questi lavori di ristrutturazione. Questa villa era stata, quindi fu ristrutturata e questi problemi furono risolti, come ci ha spiegato Fernanda Brunati dell'agenzia immobiliare, testimone forse di Dacco, non mi ricordo, comunque è venuta e ci ha detto che poi grazie a questi interventi la villa fu particolarmente valorizzata e utilizzabile. Questo spiega anche perché prima della vendita a Formigoni i due mandati a vendere, uno a 5 milioni e l'altro a 7 milioni, che la Brunati ci dice di avere avuto da Dacco, non andarono a buon fine, perché la villa presentava dei problemi molto, seri di utilizzo. Invece poi dopo questi lavori effettivamente la villa fu notevolmente migliorata. Le circostanze della vendita della villa sono importanti. Sono importanti perché è un momento particolarissimo. Perché la villa viene venduta a Perego e a Formigoni? Perché gliela vendono? Gliela lasciavano in uso, tra l'altro, con tutti gli accessori che abbiamo già detto, macchina, autista, vitto, alloggio, utenze, tutto, non era solo la casa, era proprio un servizio completo. Certo, sono osservazioni del pubblico ministero queste, sono deduzioni dell'accusa, ma hanno un fondamento. La casa viene venduta nella primavera del 2011. Il contratto preliminare è del 19 maggio del 2011. Devono stipulare il definitivo a luglio, ma non ce la fanno perché c'è un problema notarile, un problema di un certificato, per cui non possono stipulare e sono costretti a stipulare il definitivo il 28 di ottobre del 2011. Perché è significativa nell'ottica dell'accusa questa data? Queste date sono significative. Perché è il momento in cui sta crollando tutto. Sta crollando tutto. Pierangelo Dacco sa che sarà arrestato, che sarà implicato comunque nelle vicende del San Raffaele. E lo sa, tant'è vero che quando stipulano il definitivo, Pierangelo Dacco è latitante, si nasconde. Ottobre del 2011, la lettera che manda alla Massei è del settembre del 2011. Dacco deve assicurare il bottino a tutti i suoi compagni. Dacco sa che quella villa verrà sequestrata, come è stato sequestrato tutto quello che faceva, era riferibile a Pierangelo Dacco in quel tempo. Tutto. La villa, infatti, sarà sequestrata solo molto tempo dopo a Perego e Formigoni. La mette in salvo come in quel periodo metteva in salvo tutto il resto. Pierangelo Dacco trasferisce la residenza a Lugano qualche tempo prima. Pierangelo Dacco cede le quote della società Tualatin che deteneva l'immobile di Bonassola a giugno del 2011 al suo amico argentino Rigolli con un contratto che è un contratto fiduciario,
perché cede una società che aveva in pancia un immobile di 1,5 milioni per un finanziamento di 50.000 euro, di cui non sappiamo neanche se abbia goduto. È un momento di pericolo, è necessario assicurare il patrimonio e questo fa sostanzialmente Pierangelo Daccò nel momento in cui cede la villa. Deve passare la palla, deve fare un contratto che formalmente riconduca a loro la proprietà della villa. Le circostanze nelle quali questa villa viene acquistata sono molto particolari. Intanto Daccò dà incarico a Cipelli di verificare quale sia il valore di carico della villa sulla società, perché non vuole assolutamente venderla ad un prezzo troppo alto, quindi però non vuole neanche rischiare e allora deve assolutamente verificare quale sia il valore di carico. E Cipelli dice che andò da Sorci per controllare che una vendita a 3 milioni non fosse una vendita in perdita. È un prezzo assolutamente di favore ed è un prezzo di favore perché non solo ce lo dicono i testimoni, ce lo dice Buscemi, che è un testimone reticente in questo processo, fa fatica a confermare quello che aveva detto nelle indagini, ma alla fine lo dice. Alla fine dice sostanzialmente che lui ed Erika, la sua compagna, figlia di Pierangelo Daccò, è amministratrice della Limes, quindi la persona che doveva firmare quel contratto di cessione. Ebbero paura per 2 motivi. Prima di tutto perché il periodo era caldo e c'era il crack del San Raffaele e temevano che ci potesse essere un collegamento sostanzialmente tra quella vicenda e la cessione della villa a Roberto Formigoni. Quindi ebbero paura che si potesse interpretare questa vendita a un prezzo sicuramente irrisorio, comunque certamente molto più basso del valore, si potesse interpretare come un favore che Pierangelo Daccò faceva a Roberto Formigoni. Tant'è che Erika non andò a firmare quel contratto. C'erano motivi di salute, ma fu sconsigliata dal marito e ci mandò Cipelli, fece una delega a Cipelli per andare in Sardegna a concludere quel contratto. Che la villa abbia un prezzo inferiore al suo valore emerge chiaramente dagli atti. La banca ha fatto una valutazione di questa villa di 4,5 milioni quando è stato fatto il mutuo da Perego. Prudenzialmente la banca la valuta 4,5 milioni, tant'è che la procura, sempre in un'ottica di stare al minimo, ha indicato nel capo di imputazione una utilità di 1,5 milioni, cioè la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo che era stato indicato dalla banca. Perché stare al minimo? Perché successivamente noi abbiamo avuto notizia che l'Agenzia del Territorio aveva fatto una valutazione di questa casa ben diversa, nello stesso periodo di tempo. Addirittura l'Agenzia del Territorio la valuta in 5.412.000 euro e questa valutazione dell'Agenzia del Territorio è stata sostanzialmente trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate, che credo abbia fatto delle riprese a Perego proprio sul valore e sul prezzo della casa. Questo è il valore di carico, questo è il valore al quale il custode Marcozzi vi ha indicato la casa. Cioè noi l'abbiamo in sequestro per un valore di 5 milioni e mezzo, 5 milioni e 4, quindi 2,5 milioni più del suo valore. Questa ulteriore riprova che siamo stati sempre al minimo nelle nostre valutazioni e vorrei richiamarvi l'attenzione, lo vedrete nella memoria, su quello che scrive l'Agenzia del Territorio dopo aver descritto la bellezza della casa, l'ampliamento, i vani e quant'altro. Dice l'Agenzia del Territorio, in particolare, fino a tutto il 2011, epoca della stima della casa, i prezzi degli immobili di pregio sono stati in costante aumento, con anche punte altissime in relazione alla maggiore prossimità del mare.
In generale il mercato degli immobili di prestigio della Costa Smeralda si è mantenuto robusto, anche grazie al carattere cosmopolita e facoltoso dei compratori internazionali. Quindi nel 2011, quando Roberto Formigoni e Alberto Peregano comprano la casa, il mercato della Costa Smeralda è alto, dice l'Agenzia del Territorio, non le crisi che ci hanno raccontato. Lo dice l'Agenzia del Territorio di Tempio Pausania, di quella zona lì, che il prezzo, il valore di quella casa è questo, tant'è che l'Agenzia delle Entrate fa la ripresa su quel valore. La Brunati ci ha detto che era in una posizione spettacolare la casa, abbiamo le foto, ma al di là delle foto, De Longhi paga 225.000 euro per 2 mesi e l'anno dopo che la casa era stata sequestrata, torna a chiedere se la può affittare ancora. Che la casa sia stata un favore a Roberto Formigoni emerge anche da quella intercettazione telefonica che vi abbiamo fatto sentire in aula quando è stato sentito Buscemi, Massimo Buscemi. Massimo Buscemi è tanto consapevole della illiceità di quella operazione che va a ricattare il presidente Formigoni. In quella intercettazione che voi ricorderete, che comunque è stata sentita nel corso dell'udienza del 29 gennaio del 2015, quando è stato sentito Buscemi, Buscemi va a parlare con lui e gli fa riferimenti espliciti al fatto che la casa è stata un favore. In maniera un po' furbetta Buscemi fa capire a Formigoni che la procura sta indagando sulla cosa e che presto saranno chiamati a risponderne, e utilizza questo argomento Buscemi per sistemare le sue cose, perché aveva perso la carica di assessore alla cultura, voleva avere un nuovo incarico, voleva diventare presidente delle Ferrovie Nord Energia e utilizza questo argomento. L'elemento che è interessante è che Formigoni in questo dialogo, che è un po' un ambientale praticamente, perché viene acceso il telefono e registrata un ambientale, ma non si stupisce affatto. Buscemi indica un valore della casa, se non sbaglio, quasi di 10 milioni di euro, non sappiamo, però insomma ci sembra eccessivo. Però comunque lancia questa provocazione a Formigoni, il quale non risponde dicendo «ma che stai dicendo? Ma come ti permetti? Ma cosa mi vieni a raccontare?» La reazione di Formigoni è «non ti preoccupare, adesso sistemiamo tutto», adesso ve la sto sintetizzando, sistemiamo tutto, troveremo una soluzione per te. Per trovarti un posto, evidentemente, non so se quello che desiderava lui o qualche altro posto. Buscemi, tra l'altro, al di là di questa intercettazione, ci ha confermato che la casa veniva utilizzata sempre da Perego e da Formigoni, che era stata sempre utilizzata da loro prima di essere, venduta, e che spesso andavano anche in questa casa o amici conviventi di Formigoni, o familiari dello stesso Formigoni, o familiari dello stesso Perego. Queste sono le dichiarazioni sempre del 29 gennaio del 2015. Ha detto che la casa non veniva mai utilizzata dalla famiglia Daccò, come le barche. Daccò aveva una barca sua, questo è stato capito chiaramente nel corso del processo. Aveva una barca sua che utilizzavano la figlia, abbiamo le 3 barche di Daccò che vanno in parallelo con le barche di Formigoni. Quindi un utilizzo continuativo di questa casa. Prima e poi l'acquisto. Che l'acquisto fu fatto nell'interesse di Formigoni è palese non soltanto dalle dichiarazioni testimoniali che abbiamo acquisito nel corso di questo dibattimento. Ce ne hanno parlato Cipelli, il quale dice appunto che la casa piaceva molto a Perego, che sostanzialmente disse che l'avrebbe utilizzata insieme a Formigoni. E anche ci sono le dichiarazioni di Danzi sullo stesso argomento,
sullo stesso argomento, ecco, l'interesse, dice Cipelli, di Formigoni era legato al fatto che la villa l'avrebbe occupata insieme con Perego, almeno così mi disse Perego. Ancora Danzi dice: è stata acquistata da Perego, che però l'aveva già in uso da alcuni anni, unitamente a Formigoni. Cipelli mi disse che Perego aveva deciso di acquistare la villa perché piaceva molto sia a lui che al presidente Formigoni. Non vi racconto le varie modalità di acquisto, voglio però rimarcare l'attenzione su questo. Perego i soldi per comprare questa casa non ce li aveva. Non ce li aveva, tant'è vero che deve chiedere aiuto a Formigoni. La casa costa 3 milioni di euro, 1,5 milioni verrà fatto il mutuo. Speravano di subentrare nel mutuo che già c'era, ma non ci riescono. E il resto non ce l'aveva, il 1,5 milioni. Tant'è vero che Formigoni mette 1 milione per l'acquisto di questa casa. Dà questi soldi a Perego perché Perego possa poi versarli appunto alla società Limes. Perego mette solo 500.000 euro nell'acquisto e fanno tra di loro una scrittura privata che noi vi abbiamo riportato anche nella memoria, nella quale sostanzialmente si accordano per cui Formigoni potrà utilizzare questa casa tutte le volte che vorrà. Non viene fissata una data entro la quale questi soldi dovranno essere restituiti, cioè si capisce che è sostanzialmente una scrittura, io vi invito a leggerla, è una scrittura nella quale cercano di dare una giustificazione di questo passaggio di denaro, soprattutto credo per esigenze di antiriciclaggio, che poi invece ci è arrivata proprio come segnalazione di operazione sospetta, questa della villa successivamente. Comunque dal tenore di questo accordo che stipulano i due si capisce chiaramente che la casa verrà utilizzata da entrambi, cioè che c'è l'interesse di entrambi all'acquisto di questa casa. Ma c'è una cosa molto interessante ancora. Siccome Perego i soldi non ce li aveva né per mettere quel milione e nemmeno per pagare il mutuo, perché il mutuo costava 6.200 euro al mese per sostenere questa casa e nei suoi redditi non aveva questa disponibilità. La soluzione viene prontamente trovata e questo è un fatto gravissimo, di una gravità assoluta, sul quale poi questo ufficio di procura farà anche una riflessione. Il presidente Formigoni, con un suo decreto, che non abbiamo neanche trovato pubblicato sul BURL, abbiamo dovuto fare un ordine di esibizione in Regione per averlo, in data 16 dicembre del 2010 nomina Alberto Perego membro del Consiglio di amministrazione della INGM, dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare. Questa operazione consente a Alberto Perego di avere una entrata annuale di superiore ai 100.000 euro. Per il 2011 riceve 127.000 euro e rotti, nel 2012 ne riceve 135.000 e ancora nel 2013 ne riceve 104.000. L'ente partecipato dalla Regione Lombardia fornisce la provvista per il pagamento del mutuo della villa. Il problema è risolto, è presto risolto. Ci ha portato poi Perego la lettera con la quale l'hanno pregato di dimettersi da questo consiglio di amministrazione dopo le vicende che erano accadute. Con un decreto del Presidente nomina il suo amico convivente e anche debitore in quel momento, visto che è vero che gli aveva prestato il milione e che quel milione glielo doveva restituire. Di quel milione, quando noi andiamo a sequestrare la villa, Formigoni non aveva restituito naturalmente nulla a Perego. Scusate, il contrario, Perego a Formigoni.
E veniamo a un altro tema interessante, la disponibilità del contante. Comunque la disponibilità del contante. Io voglio evidenziarvi 3 punti. Primo, vi ho già detto che Dacco aveva una disponibilità altissima di contante, 11 milioni, quello che noi siamo riusciti a tracciare, per come si può tracciare il contante. 11 milioni di euro, un fiume di contante. Altro elemento che vi voglio indicare. Formigoni aveva disponibilità di contante, ce l'ha detto Rota, su cui torneremo. Terzo punto, dal 2002 al 2012 i conti correnti di Roberto Formigoni sono silenti. I conti correnti di Formigoni non registrano nessuna spesa. Li abbiamo ricostruiti e ribaltati e rigirati come un calzino. Non registrano spese, non un bancomat, non una carta di credito. Abbiamo solamente dei pagamenti che vengono da lui fatti al conto di Perego per provvedere alle esigenze della casa. E abbiamo anche analizzato quello che esce dai conti di Perego per vedere se effettivamente quei soldi venivano utilizzati per le esigenze della casa. E così è. Non escono contanti da quel conto corrente di Formigoni, ma Formigoni non si comprava neanche un vestito, neanche si pagava un aereo per andare in Sardegna a utilizzare la sua bella barca. Niente fino al 2012, per quello che noi abbiamo esaminato, perché noi siamo andati da lì indietro di 10 anni, il massimo che si possa fare. Ricordiamo anche che Perego aveva dei contanti che gli venivano dati da Dacco da consegnare ai marinai sulla barca. Questi elementi sono degli indizi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere che parte di quelle somme di contanti di cui disponeva Dacco siano state consegnate a Roberto Formigoni. Sull'anomalia del movimento dei conti correnti di Formigoni io vi rimando a quello che è stato scritto da D'Agostino e dalla Guardia di Finanza, è stato anche detto da D'Agostino. Voglio però sottolineare alcuni aspetti di questi conti che sono molto interessanti. A parte questa anomalia di conti assolutamente silenti, per cui non si capisce come abbia provveduto alle sue necessità, perché passi il barbiere che ci ha raccontato che era lusingato del fatto che si tagliasse i capelli da lui, ma ci sono delle esigenze anche minime di vita che non possono non essere registrate su un conto corrente. Anomalia, l'extraconto. Noi abbiamo sentito in quest'Aula il direttore della banca popolare di Sondrio, il quale ci ha raccontato una storia per me agghiacciante. Lui veniva chiamato nell'ufficio del presidente Roberto Formigoni a ritirare buste di contanti. Ci ha detto che Formigoni lo chiamava nel suo ufficio e gli consegnava delle buste contenenti denaro contante di circa 5, 10, 20 mila euro a seconda delle necessità o delle disponibilità, ed erano delle banconote in pezzi da 500 euro. Rota ci ha anche detto, e questo rende ancora più agghiacciante, perché questa scena del presidente della regione che consegna delle buste di denaro contante al direttore della banca all'interno del palazzo della regione Lombardia lascia veramente agghiacciati. Fa ricordare Dacco che si andava a prendere le buste di contanti nell'ufficio di Cal, e il taglio è anche lo stesso.
Cosa ci dice Rota? Che il Presidente si raccomandava, per ragioni di riservatezza, che questi contanti non fossero versati sul suo conto corrente, ma che fosse utilizzato un conto di transito della banca. Questo per ragioni di riservatezza, ci dice appunto, dice che Formigoni diceva, per una espressa richiesta del Presidente Formigoni. La tecnicalità vi è stata spiegata, adesso non entro nel merito delle norme antiriciclaggio, se sono state rispettate dal direttore della banca. Di fatto però il direttore della banca riceveva queste somme e le versava su un conto della banca e da quel conto poi partivano disposizioni. Questo che cosa consente? Cioè cosa serve questo meccanismo? Serve ad una sola cosa, a non far vedere che sul conto corrente proprio vengono versati dei contanti. Ed è esattamente quello che è successo, perché quando la Guardia di Finanza è andata a prendere il conto di Formigoni, questi soldi non li vedeva. L'ostinazione dei finanzieri che dicevano o non li vedeva affatto o vedeva solamente degli importi inferiori. Faccio un esempio. Io mando ad Antonio un bonifico di 10.000 euro. I finanzieri vanno a parte dal mio conto 10.000, vanno a prendere il conto di Antonio e trovano che nel conto di Antonio ne entrano 20.000. Dice, com'è possibile? Ma che è successo? Si incrocia, è la stessa operazione, avanti, indietro, sopra e sotto. Certo, perché tra me e Antonio c'è un conto di transito. Quindi i soldi, da me parte un bonifico di 10 che viene integrato con il contante che è stato versato sul conto di transito e quindi poi arriva ad Antonio un importo di 20.000 euro. Io non faccio vedere che ho dei contanti che verso sul mio conto e li rimetto in circolo, in maniera, diciamo, occulta, nascosta. Questo è quello che è stato fatto. È stato fatto con modalità varie. Abbiamo visto che Rota riceve queste somme dal 2003 al 2005, 2003-2005. E Rota dice di avere versato questi soldi sul conto di transito, di avere fatto poi dei bonifici a favore di 2 persone, della Talenti e di Perego. Si è ricostruita una somma totale sostanzialmente di queste operazioni che mi pare sia di 73.000 euro per la Talenti più 10.000 euro a favore di Perego. C'erano già delle operazioni in chiaro tra il Presidente Formigoni, Perego e la Talenti, quindi è impensabile che la ragione per la quale è stato usato il conto di transito fosse quella di non voler far risultare una relazione, diciamo, tra mittente e destinatario del bonifico. Tanto è vero questo che Formigoni e la Talenti avevano un conto cointestato nello stesso periodo e l'hanno mantenuto per anni e anni anche dopo. Adesso non mi ricordo fino a quando, ma nelle carte è scritto. Quindi l'unico motivo può essere quello di non voler far registrare questo passaggio. Altra circostanza che prova la disponibilità dei contanti. Abbiamo delle operazioni che vengono fatte sul conto corrente di transito della banca, perché a quel punto noi ce lo siamo andati a prendere questo conto corrente di transito per vedere se ci fossero altre operazioni. Bene, ci sono delle operazioni che vengono imputate a Mauro Villa, perché dal conto di transito si può risalire poi al codice fiscale della persona a cui viene attribuita l'operazione, ma solo interpellando come si chiama? L'archivio unico della banca, non prendendo un estratto conto normale. Comunque abbiamo rilevato che un arco di tempo che va da febbraio del 2005 e fino a dicembre del 2011 sono stati fatti dei pagamenti per un importo di 18.000 euro e rotti nell'interesse di Roberto Formigoni da questi conti di transito, e questi pagamenti sono stati fatti
da Mauro Villa, dal suo segretario, che quindi versava questi soldi e venivano pagati. Perché li abbiamo attribuiti a Formigoni? Perché è evidente che nella causale non può che essere suo. Destinatario Centro Culturale di Milano, quota anno 2005, socio benemerito Formigoni. Cioè sono praticamente firmati questi pagamenti. Saldo quota consigliere regionale, ancora quota socio benemerito, l'ho già detto, anche se non sbaglio era stato fatto un pagamento ricordavo un pagamento forse al gruppo politico, sì, addirittura 8.000 euro in un'unica soluzione come saldo quote per Forza Italia, viene fatto da Villa. Queste somme sono sicuramente riferibili a Formigoni e quindi testimoniano ancora una volta una sua disponibilità di denaro contante, che non esce dai conti, perché, ripeto, i conti sono silenti, muti, non esce niente dai conti di Formigoni, però lui ha questi contanti. Ancora, Mauro Villa utilizza spesso, versa sul suo conto dei contanti, che poi utilizza per coprire delle spese, che sono assolutamente sproporzionate rispetto a quelle che sono le sue capacità di reddito. Faccio un esempio. Per esempio, Mauro Villa fa delle spese presso la gioielleria Cartier di Milano per 1.778 euro. Fa questo acquisto a dicembre del 2008, segue dopo 5 giorni un versamento in contanti sul conto di Mauro Villa di 2.300 euro. Quindi va a coprire immediatamente il debito che si è creato. Le prove acquisite in merito a questa anomala operatività dei conti correnti, incrociate con le intercettazioni telefoniche fatte in quel periodo, ci hanno confermato il fatto che Mauro Villa faceva degli acquisti nell'interesse di Roberto Formigoni. La famosa storia che ha fatto anche un po' ridere della crema che lo stesso Formigoni ha riferito di questo tema, che era stata comprata nell'interesse di Formigoni con soldi appunto utilizzati in contanti versati sul conto di Perego. Ancora, Emanuela Talenti ha ricevuto importi rilevanti e questi soldi ammontano a 61.000 euro e rotti. Manuela Talenti, anche lei è stata destinataria di somme importanti di denaro. Lei ci racconta di avere, noi rileviamo dai suoi conti che il 20 luglio del 2005 versa 49.500 euro sul suo conto. Ancora successivamente, tra il 28 novembre e il 15 dicembre dello stesso anno 2005, versa ancora 48.000 euro e rotti in contanti sul conto corrente. Quando è stata richiesta di dare spiegazioni in merito a questa disponibilità di contanti, ha riferito che quello era il periodo in cui aveva ancora una relazione con Formigoni e che comunque lei non può escludere che questi soldi gliel'abbia dati Formigoni, il quale peraltro la aiutò moltissimo nel momento in cui doveva comprare la casa. E ricordiamo che questa circostanza è anche avvalorata dal fatto che Rota versa sul conto di transito soldi che vanno poi alla Talenti, che vengono appunto trasferiti alla Talenti, quindi che fosse destinataria di somme di denaro da parte di Formigoni e che queste somme fossero in contanti è già è stato riscontrato da questo riferimento appunto a Rota. Del resto la Talenti su questi soldi di cui aveva disponibilità in contanti, la spiegazione più plausibile che ha dato è che le possano arrivare da Roberto Formigoni, perché lei non può escluderlo, perché altre spiegazioni che ha tentato di dare, tra le quali che gliel'aveva dati la madre, non sono risultate assolutamente infondate, perché la madre ha negato di averglieli dati, dice che lei non ha mai avuto disponibilità di tutti questi soldi in contanti.
Tutti questi elementi ci fanno ritenere quindi che Roberto Formigoni, come ho detto all'inizio, abbia avuto questa disponibilità importante di contanti che nella somma di tutte le cifre che vi ho detto fino ad ora, che sono state accertate, corrisponde a 270.000 euro e che questa disponibilità di contanti gli sia stata garantita da Pierangelo Daccò, per i motivi che abbiamo detto all'inizio. Ci sono elementi di prova convergenti su questo punto. La circostanza che Daccò provvedesse in quegli anni e comunque da quegli anni in avanti a tutte le esigenze ricreative di Roberto Formigoni. Il fiume enorme di denaro in contanti di cui Daccò aveva la disponibilità piena, l'assenza assoluta di spiegazioni minimamente convincenti sulla provenienza di questo denaro contante, perché poi diremo cosa ci ha raccontato Roberto Formigoni nel suo flusso di coscienza dibattimentale. Ancora il fatto che anche a Perego venissero consegnate delle somme di denaro in contanti nelle buste dallo stesso Daccò. Del resto Pierino Zammarchi ci ha detto che le buste di denaro in contanti che lui consegnava a Cal servivano a Cal per pagare Daccò, quindi, e che Daccò le riceveva per darle a Formigoni, perché abbiamo visto quello che ci hanno detto, abbiamo sentito richiamato quello che hanno detto i testimoni in quest'Aula sulla vicenda del San Raffaele. Quindi gli elementi sono gravi, precisi e concordanti nel ritenere che così sia stato. Accelero. Finanziamento illecito, 600.000 euro che sono pagati da Passerino in occasione delle elezioni del 2010. Passerino si fa mandare 2 biglietti, lo ricorderete, 2 biglietti di ringraziamento. In realtà Passerino ne chiede uno solo, cioè vuole che il Presidente ringrazi per questo finanziamento elettorale di 600.000 euro che Daccò gli richiede. Vado a ritroso nella spiegazione. Daccò chiede a Passerino 600.000 euro per finanziare la campagna elettorale del 2010. Passerino c'ha qualche dubbio, non aveva mai dato soldi a questo titolo, lui dava sempre la percentuale sulle funzioni, questa volta gli chiedono una cosa diversa, è un po' incerto. Alla fine decide di farlo, anche perché veniva sempre minacciato che altrimenti non avrebbe avuto più niente dalla Regione. Comunque lo fa. Lo fa e dice però almeno mandatemi un biglietto di ringraziamento. Si aspetta un biglietto di ringraziamento, sia lui che Maugeri. E questo biglietto di ringraziamento se lo aspettano da Formigoni. Ma per forza, i soldi a Daccò glieli davano per Formigoni, mica per altro. E si aspettano che il biglietto arrivi. Il biglietto arriva, c'è un incidente postale, non arriva, c'è un ritardo, alla fine ne arrivano 2 di questi benedetti biglietti. Si è detto che questo biglietto demandava tanti il Presidente per ringraziare della campagna elettorale e quant'altro, e che questi soldi chissà se poi sono andati al Presidente. Però, a parte che la provvista è stata creata e ricostruita, quindi la circostanza che poi questi soldi siano stati dati e che siano stati dati all'estero, estero su estero, è perfettamente ricostruita. Ma fino a quel momento, fino al 2010, noi abbiamo la prova che Daccò provvedeva alle esigenze del Presidente, che Daccò riceveva soldi nell'interesse anche del Presidente. Daccò ha parlato di millanteria su questa cosa. Ma quale millanteria? Quale millanteria se questo processo ha provato che lui già garantiva una serie di utilità al Presidente, molto prima di questa data del 2010? Il processo ha provato che non c'è stata nessuna millanteria da parte di Daccò nel qualificarsi come persona che poteva interloquire come emissario del Presidente, mandatario del Presidente. Perché dovrebbe essere questa una millanteria, questa del finanziamento dei 600.000 euro, che pure ci viene raccontata in modo preciso e circostanziato e alla quale segue un biglietto del Presidente? Mi sa che le utilità le ho finite, no? Cosa? Per le cene io rimando a quello che c'è scritto nella memoria solo per non
tediarvi è perché mi pare che il tempo stringa davvero, sono già le 7:10 e se no rischiamo di fare molto tardi, anche se ho praticamente finito. Solamente una cosa: le cene sono organizzate nell'interesse di Formigoni. Perché dico questo? Perché sono delle cene nelle quali si è detto che Dacco andava a promuovere la propria attività. La domanda sorge spontanea: ma se neanche i suoi clienti ci andavano? Passerino non ci andava a queste cene, ci mandava Mozzali come spia e neanche Cal ci andava. Tra l'altro questo la dice lunga, che proprio i suoi clienti non ci vadano, si tengano ben alla larga da queste cene. Comunque in queste cene venivano invitati anche moltissimi direttori generali della sanità pubblica. Passerino, Dacco cosa c'entrava con la sanità pubblica? Venivano invitati i direttori generali Beretta, Migoni, che abbiamo sentito, Cannatelli, direttori generali nominati direttamente dal presidente Formigoni. Le cene venivano organizzate come attività di promozione del presidente Formigoni. E ne abbiamo dei riscontri, non solo per quello che vi ho detto, ma anche perché ce lo dicono alcuni testimoni. Sadler, che è uno dei ristoranti dove più frequentemente venivano organizzate queste cene, ci racconta proprio che ad un certo punto Dacco gli disse che queste cene non si facevano più perché sostanzialmente Formigoni non le gradiva. No, scusate, Mozzali. Dice sì, in questi anni, dice Mozzali, mi ricordo che nel 2008 Dacco mi disse che comunque non sarebbero state più fatte le cene, dice Mozzali, perché il presidente non aveva piacere e non era interessato. Questa è la risposta che mi diede. Quindi altro che cene per promuovere l'attività di Dacco, erano cene per promuovere l'attività del presidente. Lo stesso Sadler che ho citato dice che nel corso di queste feste Formigoni era certamente l'ospite più importante, era sicuramente al centro dell'attenzione. Le cene sono state organizzate, come sappiamo, sia a Milano che a Rimini. Molto interessanti le dichiarazioni di Sadler, che invito il Tribunale a rileggere con attenzione, perché riferisce anche il modo in cui queste cene si svolgevano e i contenuti. Sadler parla di cene di lavoro. Dice era un vero e proprio comitato di lavoro. Si incontravano a queste cene Buscemi, Willi, Perego, Simone, Formigoni, Dacco e parlavano di questioni politiche, di sanità. Spesso, dice Sadler, avevano delle cartellette, dei fogli, dei documenti che esaminavano e su cui discutevano. Formigoni con Dacco era sempre l'ospite in onore. E vabbè, Dacco era molto nervoso e ci trasmetteva una certa tensione perché tutto andasse per il meglio, perché Formigoni stesse perfettamente a suo agio. Perego era tra i più assidui frequentatori e ospiti di Dacco. Sadler ci ha raccontato un'altra cosa che è anche questa abbastanza agghiacciante nell'ottica del pubblico ministero. Formigoni andava a cena da Sadler e non pagava, a spese di Dacco. Dacco copriva tutti i costi, quindi non soltanto le cene che organizzava per invitarlo e nelle quali lui era l'ospite d'onore, ma ogni qualvolta avesse desiderio Formigoni di andare a cena da Sadler, ci andava, tutto spesato. Racconta Sadler che Roberto Formigoni non chiedeva neanche a quanto ammontasse il conto, che era una cosa che lo turbava. Si alzava e se ne andava, salutava tutti e andava via e ordinava senza limiti, perché essendo un appassionato di champagne ne ordinava in abbondanza e del più costoso. Del resto abbiamo sequestrato presso la cantina di Sadler delle bottiglie di vini pregiati del valore di 300.000 euro che Dacco teneva presso il ristoratore Sadler per le esigenze dei suoi ospiti, in particolare di Roberto Formigoni, che era un assiduo frequentatore del locale. A fronte di tutte queste utilità,
che sono state ricostruite e che, come ho detto, sono calcolate al minimo per le ragioni che non ripeto. A fronte di questo, a fronte di tutti i reati gravissimi che questo ufficio di procura ha contestato a Roberto Formigoni, l'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, con importi e cifre enormi che abbiamo analizzato e controesaminato nell'arco di questa lunga attività dibattimentale, Roberto Formigoni si è costantemente sottratto al confronto con i suoi accusatori e i suoi giudici. Roberto Formigoni, invitato 2 volte nel corso delle indagini preliminari a un interrogatorio nel quale avrebbe dovuto, in qualità di Presidente della Regione, immediatamente chiarire agli uffici di procura quello che veniva contestato, non si è presentato. Roberto Formigoni, dopo aver annunciato con roboanti parole che avrebbe chiarito tutto in aula, non si è presentato neanche davanti ai suoi giudici. Non si è presentato. Roberto Formigoni si è avvalso della facoltà di non rispondere, perché, e questo è un punto importante di questo processo, si è avvalso della facoltà di non rispondere, perché non è rispondere uno sproloquio di 4 ore che il Presidente ha fatto in quest'Aula, nel quale ha dato una sua versione dei fatti, sottraendosi alle domande dell'accusa e dei giudici. Solo approfittando del fatto che il pubblico fuori non conosce le regole del processo, Roberto Formigoni ha potuto vendere all'esterno quelle dichiarazioni che ha reso in aula come un ampio chiarimento. Singolari le ragioni della scelta, le ha anche enunciate nel corso di questa sua dichiarazione. Non è sua intenzione sottrarsi al confronto, ma vuole evitare sostanzialmente che ci possano essere delle argomentazioni introdotte dall'accusa che possano concentrare su particolari distorcenti o che potrebbero portare fuori strada. Questo temeva Roberto Formigoni e per questo motivo non si è presentato in aula. Temeva di essere frainteso Roberto Formigoni. Come è apparso invece evidente a tutti, le ragioni di questa scelta sono altre. Roberto Formigoni non sapeva come rispondere alle domande del pubblico ministero e dei giudici. Non sapeva come rispondere, non ha argomenti in sua difesa, nessuno, se non argomenti risibili. E Roberto Formigoni sa bene che le affermazioni o le tesi ridicole possono essere sostenute solo senza contraddittorio. È per questo che si è sottratto. Incredibili le spiegazioni che ci ha dato. Vogliamo partire dal contante? Il contante gliel'ha lasciato la mamma. Gliel'hanno lasciato la mamma e il papà quando sono morti. Perché lui, poverino, aveva avuto meno degli altri fratelli e quindi questi contanti di cui aveva disponibilità li ha ricevuti dai suoi genitori. Noi non riusciamo a spiegarci come la mamma di Roberto Formigoni abbia potuto lasciare al figlio delle banconote da 500 euro, posto che è morta quando c'era ancora in vigore la lira. Veramente è un fenomeno che non riusciamo a capire. Non ha spiegato nulla di quanti soldi, dove, come, quando, niente. Ha ammesso di avere disponibilità di contanti, ha ammesso anche di avere utilizzato questi contanti attraverso i conti di villa, nient'altro. Eredità dei genitori, forse rimborsi di diarie della regione, dove, come, quando, documentazione di questi rimborsi, nulla, niente di niente.
mente anche sui suoi rapporti con Pierangelo Daccò. Dice di averlo conosciuto nel 2001, a Rimini con padre Schiavon, quando vi è la prova provata nel dibattimento che i loro rapporti sono molto più risalenti nel tempo. Nel 97 Daccò gli presenta Botti. Botti diventa direttore generale della sanità su indicazione di Daccò e Botti ci dice che all'epoca Daccò e Formigoni erano già in un rapporto di grande familiarità, che lui non aveva accesso così libero a Formigoni, ma Daccò questo accesso ce lo aveva. Ci fa una lezione sull'amicizia Formigoni o il de amicizia. Ci dice che tutto quello che c'è stato tra lui e Pierangelo Daccò rientra in un normalissimo rapporto amicale, un normale scambio tra amici. Ci dice anche che l'amicizia è una cosa che viene studiata dall'antichità più antica, non c'è calcolo nell'amicizia, quasi che noi non sappiamo che cosa sia l'amicizia. Siccome noi sappiamo bene che cos'è l'amicizia, il rapporto tra lui e Daccò lo qualifichiamo come corruzione, non come amicizia, proprio perché sappiamo cos'è l'amicizia, perché in questo scambio idilliaco, tu dai a me, io do a te, quello che puoi tu, quello che posso io, se rileggerete le spontanee dichiarazioni, c'è un dettaglio che sfugge a tutti, che in questo scambio di regalie i soldi li mette la Maugeri e li mette il San Raffaele. Non sono soldi loro che si scambiano in queste utilità. I soldi li mettono gli erogatori che li ricevono dalla Regione Lombardia. Fanno gli amici con i soldi degli altri. E poi, in questo meraviglioso rapporto di amicizia, guarda un po', Daccò pagava per lui e i suoi amici la barca, la villa milionaria in Sardegna, barca di lusso, gli arredi, le utenze, viaggi, località esotiche a Natale, cene, feste, e lui, dice, io ricambiavo, perché lo invitavo a cena a casa mia e non ho mai presentato il conto di questi inviti a cena a casa mia. È quasi offensivo per chi lo ha dovuto ascoltare, quasi oltraggioso, sentire una cosa di questo tipo. Ha confermato il fatto che non ha pagato nulla per i viaggi, perché rientravano in un rapporto di amicizia. Che problema c'è? Rientravano in una gentilezza che Daccò gli faceva. Forse dice, chissà, io potrei anche aver pagato qualche cena ai Caraibi per ricambiare. Ma ci può dire Roberto Formigoni con quali soldi ha pagato questa cena ai Caraibi? Perché non ci sono uscite dai suoi conti correnti, né in contanti né con le carte di credito. Io non ho mai visto un conto così, non c'è un'uscita. Forse Daccò gli dava i soldi in contanti ai Caraibi e lui pagava la cena. Forse è andata così. Non lo sappiamo perché non gliel'abbiamo potuto chiedere a Roberto Formigoni come regolavano i loro conti. Tende a ridimensionare le utilità a Formigoni, come è comprensibile che sia in un'ottica difensiva. La barca lui l'ha usata solo per qualche giorno, ma abbiamo già spiegato che così non è e che la barca era nella disponibilità assoluta di entrambi per tutto il periodo di utilizzo. La barca non era intestata a lui, non sa poi neanche dire di chi fosse la barca, dice di Simone, di Daccò, forse era solo di Daccò, non lo sa, perché in quella confusione che erano quei soldi che affluivano ai conti di Daccò e Simone e che venivano utilizzati come un borsellino per le esigenze di Roberto Formigoni ogni volta che aveva qualche desiderio, non si sa più neanche come siano intestati i vari beni. Sulla presenza di altre persone in barca abbiamo già detto.
non ci dice nel corso del suo esame, in merito alla villa non dà nessuna risposta che abbia una qualche credibilità. Dice sostanzialmente che Perego desiderava andare a vivere in Sardegna, che c'era questa bella casa, che c'era la possibilità di comprarla, che a lui sembrò una buona soluzione e che l'acquisto venne fatto da Perego in assoluta autonomia. Lui lo aiutò solamente a sostenere la spesa. Queste sono dichiarazioni incredibili rispetto a quello che vi ho raccontato sulle un conto così, non c'è un'uscita. Forse D'Acco gli dava i soldi in contanti ai Caraibi e lui pagava la cena, forse è andata così, non lo sappiamo perché non gliel'abbiamo potuto chiedere a Roberto Formigoni come regolavano i loro conti. Tende a ridimensionare le utilità Formigoni, come è comprensibile che sia in un'ottica difensiva. La barca lui l'ha usata solo per qualche giorno, ma abbiamo già spiegato che così non è e che la barca era nella disponibilità assoluta di entrambi per tutto il periodo di utilizzo. La barca non era intestata a lui, non sa poi neanche dire di chi fosse la barca, dice di Simone, di D'Acco, forse era solo di D'Acco, non lo sa, perché in quella confusione che erano quei soldi che affluivano ai conti di D'Acco e Simone e che venivano utilizzati come un borsellino per le esigenze di Roberto Formigoni ogni volta che aveva qualche desiderio, non si sa più neanche come siano intestati i vari beni. Sulla presenza di altre persone in barca abbiamo già detto. Non ci dice nel corso del suo esame, in merito alla villa non dà nessuna risposta che abbia una qualche credibilità. Dice sostanzialmente che Perego desiderava andare a vivere in Sardegna, che c'era questa bella casa, che c'era la possibilità di comprarla, che a lui sembrò una buona soluzione e che l'acquisto venne fatto da Perego in assoluta autonomia. Lui lo aiutò solamente a sostenere la spesa. Queste sono dichiarazioni incredibili rispetto a quello che vi ho raccontato sulle modalità di acquisto della casa e sul fatto che Perego non avrebbe mai potuto sostenere quella spesa e sull'interesse di Formigoni a quell'acquisto. E non ci ritorno perché ve l'ho già detto e divento noiosa. Formigoni non ha risposto alle domande del pubblico ministero, come abbiamo detto. Non ha risposto a nessuna domanda seria in merito alla vera provenienza dei contanti. Non ha risposto in merito al modo in cui lui abbia fatto fronte alle sue spese per 10 anni, dal 2002 al 2012. Non ha spiegato niente nel corso delle spontanee dichiarazioni in merito all'attività che D'Acco svolgeva in Regione Lombardia. Nulla ci dice in merito ai rapporti tra Pierangelo D'Acco, la Fondazione San Raffaele e la Fondazione Salvatore Maugeri. Si guarda bene dallo spiegare in quest'Aula perché lo ha imposto 270 volte in meno di 7 anni al direttore generale della Sanità. Non dice perché D'Acco spendeva il suo nome in Regione Lombardia per ottenere vantaggi e li otteneva, perché le richieste venivano accolte, le richieste di Pierangelo D'Acco. Non dice delle continue insistenze sulla direzione generale della Sanità perché fossero riconosciute le funzioni non tariffabili agli erogatori suoi amici e rappresentati da Pierangelo D'Acco.
Perché Pierangelo Daccò, che è l'uomo dal quale si faceva pagare barche, vacanze, ville, cene, l'uomo che riceve da Mario Cal milioni di euro in contanti, perché siede con lui, con il presidente Formigoni, nelle riunioni che si tengono in Regione Lombardia, nella sua stanza, con Doverzé, Cal, Sanese e Lucchina? Qual è il ruolo di Pierangelo Daccò in queste riunioni? Perché non spiega perché le eccellenze lombarde, di cui si è pure vantato, avevano bisogno di Pierangelo Daccò, che si è definito un esperto nell'animo umano, per ottenere quello che chiedevano? Se è vero che ne avevano diritto, perché si rivolgevano a Pierangelo Daccò? Perché ha nominato Perego del consiglio di amministrazione di INGM? Che ci ha detto che l'ha fatto una delibera di giunta. Non è vero, è un decreto del Presidente. Formigoni non ha risposto a nessuna domanda, ci ha raccontato una storia sua, ha dato solo delle spiegazioni surreali di quelle che sono le vicende della Regione. Tra le altre cose ha detto che gli atti sono legittimi e questo è incontestabile. Questa è la frase che ha detto. Ha detto che garanti della legittimità degli atti erano Sanese e Lucchina, ma soprattutto Sanese, al quale lui aveva affidato il controllo di legalità degli atti della Regione. Ma non ha risposto a tutte queste domande che la Procura da molto tempo gli pone e vorrebbe avere un'indicazione. Pone lui delle domande alla Procura, la Procura non si sottrae e risponde. Pone una questione relativa allo sfasamento delle utilità, dice che lui avrebbe percepito utilità dopo 10 anni dall'inizio del rapporto corruttivo. A parte che non sappiamo a quale esattamente utilità lui faccia riferimento come prima utilità tra le tante utilità che gli sono state contestate. Ma comunque questo non è vero. Abbiamo dimostrato che il rapporto corruttivo con la Maugeri inizia nel 2001-2002. I primi pagamenti seri, e ci sono i conti che lo dicono, arrivano nel 2004. Con l'ospedale San Raffaele i primi pagamenti vengono fatti nella fine del 2005-2006. Formigoni ha sempre goduto di utilità. Ce lo dice la Talenti dal 1997, quando erano fidanzati. Ville e barche. Ancora Daccò riferisce di vacanze in Sardegna con lui e Perego fin dal 1992, quando era assessore alla sanità Simone e si conobbero. Ancora la Vites dal 2004 riferisce che andavano ospiti in casa di Daccò in Sardegna. Dal 2002 consegna denaro contante a Villa che lo versa sui conti correnti. 2003 e fino al dal 2003 aveva disponibilità dei contanti che dava a Rota. Fin dal 2000 faceva feste per l'ufficio della segreteria della Regione, alle quali Sanese non voleva partecipare perché le riteneva esorbitanti, eccessive rispetto a quello che può essere un normale festeggiamento con le segreterie. Le riteneva delle utilità sostanzialmente Sanese, per questo invitò le segretarie a non andare più. E la Sfondrini, una delle segretarie, dice che quando Sanese le disse questo, lei disse: hai ragione Nicola, non è il caso. Nel 2000 erano cominciate queste cose, ma soprattutto Roberto Formigoni ha dei conti, ripeto, silenti dal 2002 al 2012 e voi vedrete la ricostruzione che è stata fatta e che è chiarissima, è capillare di questi conti correnti. Come ha fatto a provvedere alle sue necessità in tutto quest'arco di tempo? Formigoni dice che noi non abbiamo trovato i suoi conti, che abbiamo fatto rogatorie in tutto il mondo e che non abbiamo trovato nessun conto suo. Ma che cosa servono gli intermediari? A far trovare poi i conti con scritto Roberto Formigoni?
I conti di Roberto Formigoni sono i conti della Nord Consulting, sono i conti delle società i cui beneficiari economici erano Dacco e Simone, perché sono quelli i conti sui quali arrivano i soldi della Fondazione Salvatore Maugeri, arrivano anche i soldi dell'ospedale San Raffaele, in una gestione, non so se unitaria o separata, visto che Simone non era direttamente coinvolto. Sono quelli conti dai quali escono i soldi per le esigenze del Presidente, per le utilità del Presidente. È presto data la risposta alla domanda di Formigoni: dove sono i miei conti? Ci ha detto che Sanese e Lucchina non ricevono utilità. Non è necessario, ve l'abbiamo spiegato. Conservano il loro posto, sono consapevoli dell'illiceità del rapporto tra Formigoni e Dacco e pongono in essere gli atti contrari, essenziali per la corruzione. Ci ha detto che Botti non è stato coinvolto nell'indagine e che quindi è tutto a posto. Non è a posto niente. I fatti erano risalenti a 10 anni prima. Nel 2002 Botti, dopo aver firmato quella delibera, va via. Si interrompono i rapporti. Il presidente Formigoni ci ha detto che era tutto normale, che forse lui è stato un po' superficiale, ma che tutto rientrava in un normale rapporto di amicizia, durato 10 anni, nei quali lui non si è accorto di niente. Io sono un po' preoccupata di queste affermazioni di Formigoni, devo dire la verità, perché Formigoni queste affermazioni non le fa da privato cittadino. Perché se fosse un privato cittadino che viene in un'aula a difendersi da accuse gravissime, avrebbe il diritto di dire quello che vuole, anche delle cose, insomma, poco credibili. Ma Roberto Formigoni gestisce ancora la cosa pubblica. Queste dichiarazioni che ha fatto in aula le ha fatte anche da senatore della Repubblica. E in quest'aula, con questa qualifica, presidente anche della Commissione dell'Agricoltura, ci ha detto che è normale, che è un rapporto di amicizia normale quello che c'è stato tra lui e Dacco, che è un problema della procura che fa i conti, è un problema dei giornalisti che vanno a cercare gli scontrini, è un problema nostro, è tutto normale quello che c'è stato tra lui e Dacco, e lo dice ancora da persona che gestisce la cosa pubblica. Ma Formigoni era avvezzo a ricevere, ho quasi finito Presidente, era avvezzo a ricevere regali da amici importanti. Abbiamo sequestrato, solo sulla carta purtroppo, chissà se li vedremo mai, dei quadri che gli erano stati regalati da imprenditori. Abbiamo prodotto al Tribunale, vi chiederemo 50.000 euro, acquistato da Giuseppe Grossi, imprenditore delle bonifiche noto all'ufficio, che fu regalato a Roberto Formigoni, altri 3 quadri del valore di 9.000, 4.000 e 4.000, comprati da Norberto Achille delle Ferrovie Nord e che furono regalati al presidente Formigoni. Noi li abbiamo fatto un ordine di esecuzione perché abbiamo prodotto le prove del fatto che questi quadri furono acquistati e consegnati presso l'abitazione di Formigoni, come ci ha riferito l'antiquario, ma non abbiamo saputo nulla di cosa sia accaduto a questi quadri. Questa cosa, tra l'altro, evidenzia ancora una volta un intervento di Perego in questo suo ruolo di intestatario fittizio di beni nell'interesse di Formigoni e di partecipe delle sue utilità, perché i quadri furono scelti da Alberto Perego presso l'antiquario. Ma c'è di più. Per Roberto Formigoni, de amicizia, potrebbe valere un proverbio.
che arrestato un amico se ne libera subito un altro. Quando stava per essere arrestato Pierangelo Daccò a settembre del 2011, Formigoni cambia cavallo. Ormai Daccò è bruciato, o comunque Daccò non può andare più in vacanza. Come si fa? È talmente forte la loro amicizia che Formigoni si preoccupa subito di trovare qualcun altro con cui andare in vacanza. Questo emerge chiaramente nelle intercettazioni telefoniche che vi sono state prodotte, perché proprio in quel periodo di tempo in cui noi lo intercettavamo, mentre Daccò stava per essere arrestato, Gianluca Guarischi invece finiva l'affidamento ai servizi sociali. Ed abbiamo una telefonata nella quale Guarischi, il 7 di settembre del 2011, rappresenta la sua difficoltà a partecipare a un viaggio organizzato perché gli sta scadendo sostanzialmente ancora sotto affidamento e deve aspettare di avere un documento da parte del Tribunale, dai servizi sociali, che attesti che il periodo di affidamento è finito. Perché racconto questa cosa? Perché il Presidente, sprezzante delle regole, gli dice: ma figurati, di che hai un viaggio di lavoro e vieni in vacanza con noi. Perché dico questo? Perché Guarischi, che stava finendo l'affidamento per un reato di corruzione, tra l'altro per rapporti con la Regione, è stato poi arrestato nel 2013, a marzo, per reati contro la pubblica amministrazione, in particolare nei confronti della Regione Lombardia. È stato arrestato e condannato con una corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale incerto. Questo per dire che le frequentazioni del Presidente Formigoni erano sempre delle frequentazioni pericolose. Risulta da queste intercettazioni che sia nel mese di settembre sia nel mese poi di dicembre, quindi nel Capodanno in cui Daccò non lo poteva seguire, fece un viaggio appunto in Sudafrica, sulla quale poi pende un procedimento e quindi io mi fermo. Comunque Guarischi è stato condannato per questi fatti con una sentenza in primo grado, e questo lo dico anche perché noi la sentenza ve l'abbiamo prodotta solo nell'imputazione e poi nella parte, diciamo, dispositiva, almeno perché si chiarisca e si capisca perché vi abbiamo fatto questa produzione. Mi avvio alle conclusioni dicendo che brevemente le pene le abbiamo preparate per iscritto, così brevemente dicendo che abbiamo ricostruito dei fatti gravissimi di corruzione sui quali non intendo tediare ulteriormente il Tribunale, perché l'abbiamo detto più volte. Abbiamo ricostruito una corruzione sistemica che ha assunto le forme di un'associazione nell'ottica della Procura. Comunque si è trattato di una corruzione gravissima durata 10 anni, con importi enormi che sono stati messi in gioco. Questo processo dimostra quanto la corruzione possa essere devastante per il sistema economico. 70 milioni di euro sperperati, usciti dalle casse dello Stato per essere buttati, per essere utilizzati in utilità e in una serie di benefit. 2 enti erogatori al collasso, al tracollo, la Fondazione Salvatore Maugeri e l'Ospedale San Raffaele. Imprenditori che hanno depredato gli enti per i quali lavoravano, Passerino e Maugeri. Un meccanismo criminogeno che ha determinato un danno enorme al sistema economico e al sistema sanitario. Tutto questo determinato da corruzione, da rapporti corruttivi. Un cancro, come l'ha definito Botti, il modo di operare di Pierangelo Daccò,
ma di tutti i soggetti che hanno partecipato a questa grande corruzione che è stata scoperta solo in maniera del tutto accidentale, lo ripeto ancora. Questa ricostruzione della pubblica accusa ha già trovato dei riscontri importanti, delle conferme in una serie di sentenze di patteggiamento. Tra le altre avevamo dimenticato sempre di richiamare anche il patteggiamento della Fondazione Salvatore Maugeri. L'ente ha patteggiato la 231, sia per l'associazione che per la corruzione, così come anche l'ospedale San Raffaele ha patteggiato il reato sostanzialmente di corruzione. Il denaro pubblico è uscito senza causa, nessuno ha provato che ci sia stato un costo a giustificazione di quei pagamenti. Gli unici costi in questo tribunale li ha ricostruiti la pubblica accusa e sono tutti i costi delle utilità del Presidente Formigoni, tutti i movimenti dei conti correnti esteri che sono stati i destinatari di ingenti somme di denaro provenienti dalla Fondazione Salvatore Maugeri e dal San Raffaele. La tesi della pubblica accusa è insuperabile. Oltre ogni ragionevole dubbio, la ricostruzione non può che essere quella offerta dall'accusa. Le difese sono state del tutto inconsistenti. Brevemente, Simone si difende sui flussi e vi abbiamo già spiegato come sia ampiamente smentito. Passerino tenta di ridimensionare le sue dichiarazioni, ma poi produce i verbali di interrogatorio nei quali confessa la corruzione. Sanese, Lucchina, Massei hanno reso dichiarazioni dibattimentali dalle quali potrete trarre importanti elementi a carico, come ha fatto questa pubblica accusa. Sulla difesa di Formigoni non spendo neanche una parola. Farina ha confessato nel suo interrogatorio che ha poi prodotto al tribunale, quindi non si spiega neanche perché abbia fatto il processo. La Vites, vi abbiamo detto, come sia apparsa non credibile. Perego si è del tutto acquattato ed è sparito senza dare nessuna versione alternativa all'accusa che gli veniva mossa. I testimoni, anch'essi delle difese, non hanno fornito nessuna versione che possa modificare quella del pubblico ministero, così come anche abbiamo provato che le consulenze tecniche sulla legittimità degli atti, che erano rimaste, il baluardo delle difese, siano state sostanzialmente superate dalle critiche della pubblica accusa, dalle osservazioni della pubblica accusa e dagli stessi audit della Regione sugli stessi argomenti e temi. Arrivo alla fine e a questo punto la richiesta. Intanto oggi il nostro compito finisce, questo lo voglio dire. Oggi noi finiamo. Dopo quasi 5 anni dall'inizio di queste indagini consegniamo a voi giudici un materiale ricchissimo e inconfutabile. Se voi avrete la pazienza di leggere le carte, troverete sempre degli elementi nuovi ed interessanti. Noi passiamo la palla, per usare un termine sportivo. Adesso siete voi che dovrete dirci se questi fatti sono penalmente rilevanti, se sì, in che misura. Quello che vi chiediamo è che se voi li riterrete penalmente rilevanti come li riteniamo noi, vogliate condannare ad una pena congrua, perché i fatti sono gravi, sono gravissimi i fatti che vi abbiamo rappresentato e sono provati in maniera solida. Veniamo adesso alla richiesta di pena. Intanto, devo dire altro, no? Allora, intanto prima dobbiamo chiedere che il Tribunale voglia dichiarare di non doversi procedere per alcuni reati che sono estinti per intervenuta prescrizione, poi produrremo lo scritto, che sono comunque il capo 2 in riferimento alla corruzione di Tradate 97-2000, che è del 4 gennaio 2000, e in riferimento alla corruzione di Camaldoli 5 agosto 2004. Sono prescritti interamente, ahimè, i capi 3, 4 e 5. Sono prescritti per l'anno 2008 i capi 6 e 7.
Sono ancora prescritti il capo 14 per l'annualità dal 2005 al 2007 compreso, il capo 15 per l'annualità dal 2005 e fino al 2007. Chiediamo l'assoluzione perché il fatto non sussiste in riferimento ai capi 6 e 7, che sono gli articoli 12 quinquies e 8 della ICB, in riferimento agli anni 2010 e 2011 che vi abbiamo spiegato. Per il capo 15 in riferimento all'annualità 2010 per mancato superamento della soglia di punibilità. L'assoluzione per non avere commesso il fatto per Alberto Perego in riferimento al capo 1, cioè al capo relativo all'associazione, mentre rimangono gli altri capi. Noi vi chiediamo, riteniamo di avere raggiunto la prova della penale responsabilità degli imputati su tutti gli altri reati loro ascritti, che verranno poi indicati di seguito. È già calcolata, ritenuta e calcolata la continuazione tra i vari reati, escludendo l'applicazione delle attenuanti generiche, fatta eccezione per la vites, per adeguare la pena alla gravità dei fatti, e fatta eccezione per Passerino, al quale questo ufficio ritiene di riconoscere le attenuanti generiche in ragione comunque di una confessione, sia pure nelle sue forme, e ancora nei confronti di Farina, che anche lui ammette sostanzialmente il reato. Noi vi chiediamo, dopo averli dichiarati penalmente responsabili, di condannarli alle pene che indichiamo di seguito. Dacò Pierangelo, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1 nelle qualità indicate con le aggravanti contestate e ritenuta poi la continuazione, alla pena finale di anni 8 di reclusione e mesi 8. Pena base anni 4, se ritenete che io legga anche gli aumenti, se no rinvio. Comunque la pena base anni 4, aumentata poi per la continuazione per gli altri reati. Ancora, Simone Antonio, ritenuto più grave il reato di cui al capo 17, che è sostanzialmente il reato di riciclaggio, pena base anni 4, euro 15.000, li leggo gli aumenti magari, no, Presidente, come vuole. Allora, Simone Antonio, pena finale anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 15.000 di multa. Costantino Passerino, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1, nelle qualità indicate e con le aggravanti contestate, pena base anni 3 mesi 6, pena finale anni 8 e mesi 3 di reclusione. Roberto Formigoni, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1, quindi l'associazione, e ritenute le aggravanti contestate nelle qualità indicate, alla pena finale di anni 9 di reclusione. Ancora, Farina Carlo, per l'unico reato di riciclaggio, capo 11, condanna alla pena finale di anni 5 e mesi 6. Lucchina Carlo, ritenuto reato più grave il capo 1, in continuazione i reati 2 e 16, alla pena finale di anni 5 e mesi 6 di reclusione. Nicola Maria Sanese, ritenuta la pena più grave, quella di cui al capo 1, associazione, e poi calcolata la continuazione per gli altri due capi, anni 5 e mesi 6 di reclusione. Alberto Perego, chiediamo l'assoluzione per il capo 1, per gli altri capi la condanna alla pena finale di anni 5 di reclusione. Massei Alessandra, che ha il reato più grave di riciclaggio, quindi il capo 12, pena base anni 5, 6.000 euro, aumentata per le continuazioni alla pena finale di anni 6 di reclusione. Vites Carla, unico reato riciclaggio, capo 13, condanna anni 2 e mesi 8 di reclusione e 1.000 euro di multa. Queste sono le nostre richieste di pena. Adesso seguiremo con le richieste di confisca dei beni sequestrati. Abbiamo anche qui preparato uno scritto, magari diciamo solamente tre punti. Sì, soltanto pochissime. Vengono indicati appunto i titoli in base ai quali si chiede appunto il sequestro dei beni che sono già in sequestro,
per circa 24 milioni di euro, quelli gestiti, quelli di cui è custode il dottor Marcozzi. A questi si devono aggiungere i beni sequestrati in Argentina, i quadri per i quali vi era stato l'ordine di esecuzione. Alleghiamo alla richiesta di confisca anche l'elenco dei conti correnti svizzeri che in parte sono bloccati, in parte sono stati sequestrati proprio su richiesta della Procura, in parte sono stati cautelativamente bloccati, ma sono a disposizione appunto dell'autorità giudiziaria. Si tratta di una lista piuttosto cospicua di conti, per qualcuno manca qualche dato che arriverà dalla Svizzera. Ecco, volevo segnalare soltanto con riferimento ai conti di Pierangelo Dacco, al conto Sicri, al conto a lui intestato, che noi chiediamo la confisca per equivalente, ma in questo caso si tratta di confisca diretta, perché si tratta proprio dei pagamenti corruttivi che erano rimasti su quei conti, così come si chiede la confisca diretta dell'appartamento di via Guerrazzi nei confronti di Antonio Simone, in quanto vi è una diretta trasformazione degli illeciti guadagni nel bene immobile. Abbiamo anche chiesto la confisca delle azioni, sino alla concorrenza ovviamente degli importi, delle azioni della società IP Ltd in Israele, per la quale è in corso una rogatoria, e alleghiamo appunto la richiesta di rogatoria. Sinteticamente, se è necessario dirlo, per il delitto di cui al capo 1 riteniamo che siano confiscabili, secondo il principio solidaristico nei confronti degli associati, un importo complessivo di euro 31.937.448, considerando le somme ed i beni confiscati per quel titolo già a Maugeri, Mozzali, Massimo Claudio e alla Fondazione Salvatore Maugeri. In ordine al delitto di cui al capo 2, invece, riteniamo confiscabile, ai sensi del primo comma dell'articolo 322 ter CP, la somma complessiva di euro 54.429.050, trattandosi appunto dei pagamenti corruttivi, del prezzo della corruzione, del prezzo legato a fatti di corruzione per i quali non è maturato il termine di prescrizione. Quanto invece al soggetto attivo della corruzione, la confisca per equivalente è contemplata dal comma 2 dell'articolo 322 ter, comma 1, e abbiamo individuato il profitto nel prezzo corrisposto al pubblico ufficiale, per cui riteniamo che possa identificarsi nel prezzo dei reati di corruzione non prescritti, pari complessivamente a 54.429.050, somma che però scende a 34.983.290, in quanto vanno dedotte i beni e le somme confiscate già a Maugeri, Mozzali Gianfranco e all'ente Fondazione Maugeri ai sensi del comma 2 dell'articolo 322 ter. Con riguardo al delitto di cui al capo 16, considerato che il prezzo dell'unico reato di corruzione è pari a 8.633.000 euro, si chiede appunto ai sensi dell'articolo 322 ter, comma 1 CP, la confisca dei beni dei quali gli imputati di tale delitto abbiano disponibilità. Non si chiede alcuna confisca per il secondo comma dell'articolo 322 ter, perché non vi è contestato ad alcuno la corruzione attiva con riferimento appunto al San Raffaele. Per Farina Carlo, in relazione al delitto di cui al capo 18, si chiede la confisca ai sensi dell'articolo 648 ter della somma di euro 1.980.824, che rappresenta il saldo del conto corrente
corrente cautelativamente bloccato dall'autorità giudiziaria elvetica e su cui sono confluiti i proventi dell'attività da lui svolta in favore della Fondazione Margeri, Ramsete, Akai e Siblab. Quanto al delitto di cui al capo 12, contestato a Massei Maria Alessandra, si chiede ai sensi dell'articolo 648 quater CP la confisca dei beni di cui l'imputato abbia la disponibilità, compresi i beni sequestrati in Argentina, sino a euro 3.750.644 e dollari 780.000. Da ultimo, quanto agli imputati D'Acco e Simone, si chiede la confisca dei beni agli stessi riconducibili anche ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge numero 306 del 1992. La modifica del capo 16 che avevamo promesso alla cancelliera. Aspetta. Questo cos'è? Delle richieste di pena? No, l'ho fatta una sola, mi dispiace. No, è differenziato per i reati. Per la corruzione. No, l'abbiamo finito. Tanti complimenti. Com'è andata? Bene.